è suddivisa per grandi linee di attività che sono identificate nei nostri 4 dipartimenti. Ci occupiamo di tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, sostenibilità, quindi economia circolare, di ricerca nel settore della fusione e della sicurezza nucleare e siamo al Dipartimento Efficienza Energetica. Il recepimento della direttiva europea del 2006 sugli usi efficienti dell'energia e dei servizi energetici, siamo anche l'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica. La nostra attività è quella di fornire un supporto tecnico-scientifico alla pubblica amministrazione, sia centrale, regionale e locale, dare il supporto scientifico al tessuto produttivo e anche come il nostro target di riferimento è la cittadinanza e i cittadini, pertanto, i consumatori finali. Le nostre linee di attività rientrano in aree di eccellenza, che quindi ci occupiamo di settori prioritari dell'efficienza energetica nel settore immobiliare, agroalimentare e anche nel settore terziario, con particolare riferimento alla tematica della povertà energetica. Noi forniamo questo supporto anche come promozione di comportamenti energeticamente consapevoli, proprio perché la nostra finalità è utilizzare l'efficienza energetica come vettore per arrivare alla decarbonizzazione e allo sviluppo locale sostenibile. Noi siamo presenti su tutto, come INEA, siamo presenti su tutto il territorio nazionale con 13 centri di ricerca, 17 uffici territoriali. La presenza sul territorio è molto importante perché ci permette di essere a conoscenza di quello che è il tessuto sia produttivo che il tessuto locale anche e politico, le proprie necessità e di percepire quelli che possono essere le necessità, i fabbisogni per cercare di promuovere il nostro supporto sia tecnico che scientifico. Noi seguiamo la pubblica amministrazione nell'adozione di misure di efficienza energetica, nell'implementazione, nel relativo monitoraggio. Permettiamo di creare delle sinergie tra i decisori pubblici e gli attuatori. Realizziamo dei modelli, degli strumenti che sono per esempio dei portali agli attestati di prestazione energetica e oltre a questo partecipiamo a dei bandi europei. L'ENEA ha un tasso di successo di partecipazione ai bandi molto elevata, diciamo che riguardo alle call dell'Horizon 2020 abbiamo una percentuale di successo del 21% rispetto a una media europea del 12% o anche italiana. Proprio nell'ambito della partecipazione ai bandi attualmente abbiamo vinto una call life che ci permette è proprio sull'Energy First, quindi l'utilizzo di queste misure di efficienza energetica efficienti dal punto di vista dei costi, quindi come indirizzo e realizzazione di linee guida che ci permettono di adottare delle scelte efficienti anche dal punto di vista degli investimenti. Quindi l'obiettivo di questo convegno è che grazie al coinvolgimento e alla collaborazione dei relatori qui presenti è quello di offrire degli strumenti, diffondere delle buone pratiche e contenuti. Strumenti che non riguardano e buone pratiche, ma anche contenuti che non sono solo nell'ambito del settore energetico ambientale, ma anche quello di sociale ed economico. E la contestualizzazione quindi nel locale, nel territorio, nel tessuto produttivo è molto importante e queste misure sono riconosciute proprio a livello europeo per arrivare alla completa decarbonizzazione. Ricordiamo che le città sono responsabili del 70% delle emissioni di CO2, così come la quota di energia assorbita è del 65%. Da un'indagine che è stata svolta dal Ministero risulta che gli interventi di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione possono incidere notevolmente nella riduzione dell'impatto delle emissioni climalteranti. Lo stesso PNR riconosce ben un terzo dei fondi stanziati proprio per il territorio, soprattutto per quanto riguarda la misura 2, la rivoluzione verdi. Parliamo quindi di decarbonizzazione ma anche di sostenibilità. Gli obiettivi, gli SDG dell'Agenzia ONU sono attuabili, sono raggiungibili
solo nella contestualità con l'aiuto e il supporto della pubblica amministrazione locale. A parte l'SDG numero 11, che sono città e comunità sostenibili, il 69% dei 169 obiettivi alla base degli 17 SDG può essere raggiunto solo dalle città, quindi solo a livello locale. Quindi ringrazio nuovamente tutti e spero che le conclusioni e i lavori che saranno discussi, le presentazioni alle quali assisterete, possano essere d'aiuto per l'implementazione e per il raggiungimento dei nostri obiettivi, proprio a favore di darvi uno strumento per la decarbonizzazione e per lo sviluppo del tessuto locale. Quindi l'attività che l'Enea svolge come coordinatore nazionale è offrire tutti questi contenuti, tutte le aree di eccellenza che abbiamo noi condivise e arricchite dal supporto dei nostri collaboratori. Passo la parola ad Andrea Carosi del Covenant of Mayor Office. Grazie Patrizia, buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione e grazie a nome dell'Ufficio Europeo del Patto dei Sindaci, grazie al Comune di Padova, ad Assoesco, Enea e tutti gli altri partner nominati per l'organizzazione di questo evento, dedicando un importante ed interessante momento al Patto dei Sindaci. Un momento in cui sono appunto coinvolti tutti gli attori principali del coordinamento nazionale, quali Enea come coordinatore, ISPRA e RENEL. Purtroppo mi dispiace non essere in sala insieme a voi, ma sono impossibilitato da altri impegni lavorativi e non sono potuto tornare in Italia. Ma vorrei comunque cominciare questo mio brevissimo saluto istituzionale collegandomi alle ultime notizie di cronaca, e mi riferisco a quanto sta accadendo in questi giorni se penso all'Emilia Romagna, ad altre regioni italiane, in cui si stanno registrando danni e purtroppo anche vittime a seguito di eventi meteorologici estremi. È chiaro, diciamo sempre le stesse cose, come l'urgenza climatica sia ormai ben nota ed accurata, ma allo stesso tempo diciamo molte regioni e molte autorità locali comunque stanno progredendo in maniera importante, diciamo, in termini sia di adattamento che di efficienza energetica, diciamo, e quindi questa è la speranza su cui dobbiamo andare a costruire il nostro presente e il nostro futuro. Comunque siamo sempre lì, se pensiamo all'Emilia Romagna, una delle regioni d'Italia, ma posso assicurarvi anche a livello europeo, più a livello avanzato in termini di capacità di adattamento, in termini di strategie e programmi, pianificazioni già provate in corso anche in questa regione a seguito di eventi eccezionali, meteorologici estremi, anomalie, chiamiamole come vogliamo. Comunque i danni si verificano e quindi da un punto di vista del patto dei sindaci che cosa vediamo noi evidente? Vediamo evidente una mancanza, uno scollamento tra le componenti che permettono la concretizzazione di una vision politica, di una strategia di adattamento, di mitigazione, qualsiasi strategia sia, con la concretizzazione di queste strategie, quindi le progettualità, le misure. Questo scollamento quindi tra vision, strategia e realizzazione dei progetti rende quindi un'impresa ardua la transizione verso sistemi resilienti o verso sistemi efficienti da un punto di vista energetico, ed è proprio in questo contesto che si inserisce l'iniziativa del patto dei sindaci, che fondamentalmente, questo è il messaggio che vorrei passare in questo mio breve intervento, costituisce un'opportunità, una grande opportunità per a livello locale, quindi per i comuni, per le amministrazioni locali, ma anche regionali, per definire, consolidare e implementare una vision che si realizzi appunto tramite un piano di azione, il nostro famigerato PAESC. Una vision che sia realmente tarata sui bisogni delle comunità locali, delle specificità locali, una vision che sia trasversale, una vision inclusiva, integrata e sinergica con il sovralivello, quindi con il livello provinciale, con il livello regionale, secondo quei principi appunto che vengono definiti dalla governance multilivello. Buongiorno a tutti. Come ricorda il titolo dell'area di cui sono responsabile,
Noi ci occupiamo di mitigazione di adattamento, in particolare l'ISPRA è responsabile, la nostra unità è responsabile della realizzazione dell'inventario delle emissioni nazionali e nonché degli scenari, delle proiezioni degli scenari a medio e lungo termine e della trasmissione di questi dati all'Unione Europea e alle organizzazioni internazionali. E quindi monitoriamo l'andamento delle emissioni e facciamo previsioni su quello che sarà e se riusciremo o meno a rispettare i limiti. E la prima, anch'io ho una brutta notizia su questo, certo probabilmente meno rilevante di quella dei danni e delle vittime che ricordava Andrea, e riguarda i nostri target nazionali nel 2021 dati ufficialmente già trasmessi nel 2022, dati provvisori, ci dicono che i target che dobbiamo rispettare emissivi per la componente delle emissioni che riguarda che fa riferimento al regolamento del flow sharing, quindi sostanzialmente le emissioni non governate a livello centrale dal sistema ETS, quindi le emissioni dei trasporti, di riscaldamento, dell'agricoltura, dei rifiuti, delle piccole imprese e dell'industria che non afferisce ai grandi impianti, e stiamo ben oltre il limite nel 2021, anche nel 2022, e se non cambiano, se non si dà una svolta alle politiche nazionali su queste tematiche, prevediamo di trovarci un debito di 100 milioni di tonnellate di CO2 nel periodo 2021-2030, che in termini economici corrisponde a 10 miliardi di euro. Questo per dire che anche l'inazione ha un costo in termini proprio economici. L'Italia dovrà pagare il governo nel 2027 e nel 2022, quindi quando sono previste i due momenti di compliance a livello europeo, dovrà comprare delle quote e fare dei accordi con altri paesi, probabilmente non pagandole al prezzo di mercato che vi ho detto adesso, ma in ogni caso quindi il non intervenire è un costo. In questo senso, soprattutto nel medio-lungo termine, il ruolo delle amministrazioni locali sarà sempre più rilevante, proprio perché stiamo parlando di fonti emissive, trasporti, riscaldamento di edifici che coinvolgono direttamente le città e coinvolgono direttamente noi, insomma, i nostri consumi energetici, le nostre modalità, i nostri stili di vita. E quindi se è vero che le risorse economiche o le normative continueranno ad arrivare da un livello centrale, è vero pure che oltre alle iniziative che riguardano direttamente le spese della pubblica amministrazione territoriale, ci sono proprio il disegno e la visione di città diverse. Su questo le amministrazioni locali possono intervenire. Avremo bisogno di minore necessità di mobilità, di spostamento, quindi città che siano a dimensione umana o città che siano città grandi, che siano suddivise, organizzate in maniera tale che non ci sia bisogno di spostamento giornaliero, e modalità ovviamente lavorative sperimentali che consentano di poter lavorare senza doversi spostare tutti i giorni. E dal punto di vista energetico favorire lo sviluppo di comunità energetiche, di forme insomma di produzione e di consumo più vicini alle realtà locali. E tutto ciò utilizzando gli strumenti esistenti, anche economici, e il PNRR è una grande occasione per investire, e spero che sia stato, non abbiamo una visione adesso di tutti i progetti, certo sui giornali compaiono i progetti più fantasiosi e più bizzarri, e spero che siano solo una minoranza e che invece gli amministratori locali sappiano approfittare di questa occasione per cominciare a disegnare, avere una visione, a disegnare la gestione del proprio territorio in una maniera differente. Questo per quanto riguarda i mercati volontari, per quanto riguarda diciamo, un futuro potrà anche venire probabilmente dalla potenzialità di investimenti privati nel pubblico, cioè favorire gli investimenti di imprese, aziende sul territorio che attraverso i mercati volontari c'è una regolamentazione in itinere in ambito europeo, vedremo come si svilupperà e se consentirà in che modo
questa capacità di attrarre investimenti di privati nell'attività di risanamento e di sostenibilità pubblica. E questo per quanto riguarda la mitigazione. In generale, la mitigazione del trattamento, noi insieme all'Enea cerchiamo, come ISPRA, cerchiamo di mettere a disposizione strumenti da utilizzare, informazioni, base, dati, indicatori, linee guida, quindi siamo un ente che cerca di condividere, e in particolare per le tematiche del trattamento, appunto il ruolo dell'ISPRA, del sistema SNPA, è quello di definire e condividere metodologie, indicatori, disponibilità di dati di base che servono per valutare situazioni anche molto differenziate sul territorio. E a questo proposito è stata, con il contributo anche del Ministero, è stata è stata costruita una piattaforma nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che invito a visitare, perché ci stiamo organizzando, diciamo, è stata messa su, è viva, esiste e potete consultarla, ma ci stiamo organizzando all'interno dell'ISPRA, perché le competenze sono, come potete immaginare, sono molto variegate. Ci stiamo organizzando per renderla viva, nel senso di poterla aggiornare in maniera costante e riportare e condividere le esperienze sul territorio delle amministrazioni locali, dei progetti che sono sviluppati e degli altri siti di ricerca. Scusate. E questi sono i miei saluti, quindi ringrazio per l'ospitalità e vi auguro una buona giornata e proficua giornata di lavoro. Grazie. Grazie mille. E concludiamo il giro dei saluti inaugurali con Renail. Abbiamo qui presente il presidente Pier Gabriele Andreoli. Insieme, come abbiamo detto precedentemente, fanno parte sia con Enea, ISPRA e Renail della Multilevel Governance per l'attuazione del piatto dei sindaci in Italia. Grazie, buon pomeriggio. Un saluto particolare alla sindaca Belinda Gottardi. Purtroppo siamo in un momento in cui stiamo toccando con mano, ma purtroppo è ormai regolare, un'emergenza legata appunto ai cambiamenti climatici. Anch'io vengo da Bologna, la sindaca la conosciamo, insomma è in piena emergenza. Detto questo, intanto grazie per questo invito. Come Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali siamo i coordinatori dei supporter del Patto dei Sindaci. Come singole agenzie abbiamo sempre promosso, spinto, aiutato le amministrazioni pubbliche ad adottare la pianificazione fin dal primo momento, e questa è una sfida che deve andare avanti. Vorrei ricordare che il PAESC è anche abilitante, le 9 città 100 Neutral Carbon City, quindi che si sono date questo obiettivo sfidante di cui Padova fa parte, appunto hanno fatto il PAESC, e grazie anche al PAESC sono tra quelle 9 città che hanno accettato la sfida. Perché abbiamo visto che è una sfida e i benefici li vedremo. Senza pianificazione non abbiamo speranza, non è mai troppo tardi. È vero che mancano ancora dei comuni italiani, in realtà in Europa la situazione è un po' a macchie di leopardo, però è fondamentale adottare questa fase, anche se arriva, diciamo, a emergenza attiva, purtroppo è così. Quindi facciamoli questi PAESC e soprattutto affrontiamoli in una maniera molto pragmatica, operativa, collegata agli strumenti finanziari. Dopo sentiremo appunto l'intervento di Andrea Martinez in merito, è molto importante questo. Come vi dicevo, le agenzie svolgono questo ruolo in filiera con gli altri attori, quelli che mi hanno preceduto, quindi con l'Enea siamo a livello locale, quindi come dire, siamo a livello al piano terra dell'operazione, e quindi aiutare ogni giorno le amministrazioni non è un compito facile. Io credo molto nel sistema appunto della cooperazione, è stato ricordato anche da Andrea Carosi, la cooperazione, il facciamo insieme è fondamentale.
proprio perché ci troviamo ad affrontare fino adesso nella stesura dei PAESC, acqua, la parte sociale, povertà energetica e quant'altro. Quindi io ancora vi ringrazio a nome anche di tutte le altre agenzie e buon lavoro. Grazie mille. Passiamo ora alla sessione europea. Abbiamo l'intervento online di Belinda Gottardi, rappresentante italiana presso il Board del Covenant e sindaca di Castelmaggiore. Farà un intervento sulla Board europea nel patto dei sindaci. Prego, la parola a lei. Sì, grazie. Intanto, se avete preparato delle slide, direi che, visto che sono già mediata dallo schermo, posso rinunciare e fare due chiacchiere così guardandoci in faccia, seppure attraverso lo schermo. Sì. Anche a me dispiace non essere lì, uno perché la cosa che mi premeva molto era continuare a fare rete e essere lì me lo avrebbe consentito sicuramente meglio rispetto alla posizione dietro allo schermo, e anche perché insomma la motivazione per cui non sono presente a Padova è quella che già per Gabriele Andreoli e Andrea Carosi hanno sottolineato, e cioè l'emergenza meteo, che è esattamente la ragione per cui oggi ci troviamo qua a parlare, ed è nel contempo insomma quello che sta affliggendo una regione che sulle tematiche insomma della transizione ecologica ed energetica è sempre stata, o ha cercato di essere, all'avanguardia, ma ciò nonostante la situazione è quella che state vedendo, drammatica, dai giornali, dai telegiornali, per cui non mi sono potuta muovere semplicemente perché è uscito dal suo alveo il canale navile e adesso stiamo aspettando la piena dell'altro fiume. Ciò detto, ecco, non vedo neanche, quindi non so chi c'è in platea, quindi spero di non tediarvi con cose che sapete. Cerco quindi di darvi, diciamo, il punto di vista. Mi ero preparata alcune informazioni sul patto dei sindaci, non dando per scontato che tutti abbiano presente esattamente di cosa stiamo parlando, per cui per evitare di annoiare qualcuno in sala che magari è già edotto, cerco di raccontarvelo dal punto di vista di una sindaca e mi presento con qualche dettaglio in più. Io appunto sono sindaca di Castelmaggiore. Castelmaggiore è un comune al confine con Bologna di 19.000 abitanti che sta in una unione di comuni di 70.000 abitanti, quindi stiamo parlando di quella fascia di comuni considerata per certi versi intermedia, anche se di norma quando ci troviamo ai convegni sulle città intermedie parliamo di città con ben più abitanti rispetto ai 19.000 o ai 70.000, però diciamo città medio-piccola, anche se nel territorio bolognese il comune di Castelmaggiore è, a parte il comune capoluogo, uno dei comuni più grossi, quindi diciamo che seppure io sono sindaca di un comune piccolo, rappresento una tipologia, la tipologia dei comuni nella maggior parte dei quali i cittadini vivono e i territori sono governati, quindi la maggior parte dei cittadini e la maggior parte dei territori stanno sotto a sindaci che governano realtà di questa dimensione. Castelmaggiore aderisce ad AICRE, attraverso AICRE io sono un componente del CMR, quindi il Consiglio delle Regioni, dei Consigli d'Europa, dei Consigli regionali d'Europa, e in quel consesso ho la delega, quindi sono portavoce per il clima, ed è questa carica che mi ha portata nel board del patto dei sindaci. Quindi come ci finisce una sindaca di un paese così piccolo in un consesso così rilevante sotto il profilo europeo, e questo è il percorso. E adesso arriviamo al patto dei sindaci. Il patto dei sindaci credo che sia un'esperienza, probabilmente l'esperienza più interessante nella quale io sia incappata nel mio percorso di sindaca a 360 gradi, quindi rispetto a qualsiasi tematica venga affrontata. Perché? Perché le tematiche ambientali ed ecologiche, così come altre, che sono quelle necessarie ma non obbligatorie, tra virgolette, dove non c'è nella normativa nazionale generale fino ad oggi, o non lo è così da sempre, una cogenza normativa,
diciamo che per lo più le politiche ambientali ed energetiche sono lasciate alla discrezionalità e o alla sensibilità del sindaco o dell'amministratore di turno, per cui sono temi che storicamente vengono affrontati con maggiore incisività, non tanto per la pressante esigenza, no, che il contesto ambientale ci pone, o per la cogenza della normativa, quanto per la sensibilità degli amministratori. Il fatto che ci sia una rete che promuove invece questa sensibilità e questa cultura ambientale induce anche amministratori che hanno sensibilità meno sviluppate a mettersi in gioco, a fare parte di questa rete così diffusa, così capillare, come no, ci veniva indicato da Andrea Carosi. Non solo, quindi un tema è prendersi un impegno, e il patto dei sindaci ti impone, ti convince, ti induce, ti rende interessante, ti fa trovare interessante prendere questo impegno. L'altro tema è che noi in questi comuni così piccoli le competenze per capire come tradurre la sensibilità in un'azione concreta non le abbiamo, quindi non sappiamo, anche volendo fare qualcosa, spesso non sappiamo cosa si può fare e non abbiamo dei tecnici che ci aiutino a decodificare. È una coincidenza se in un comune come Castelmaggiore c'è una persona, un tecnico che è abile a individuare, no, le modalità per fare ricadere nel concreto la volontà politica di fare qualcosa sul versante, no, della transizione ecologica, della transizione energetica. Quindi sensibilità, competenze, risorse umane e da ultimo, ma non ultimo, le risorse economiche, per cui spesso c'è la sensibilità, c'è la volontà, non c'è però la capacità neanche di seguire un percorso. Ecco, il patto dei sindaci ti spiega come fare e te lo rende semplice perché te lo mette in evidenza in maniera chiara. Primo, fai il PAESC e nel PAESC è specificato in maniera chiara che cosa va indicato. Ovviamente la maggior parte dei nostri comuni si avvale di consulenti bravi ed efficaci, ed è così che io conosco Pier Gabriele Andreoli, perché abbiamo fatto belle cose insieme, mettendo insieme la sensibilità, la volontà, il percorso e poi le competenze. Quindi ci fa fare l'inventario delle emissioni, che qualora non ti esondi un comune è utile avere un inventario che ti faccia capire qual è l'impatto. Se ti arriva un'esondazione lo capisci da sola senza bisogno di altro, però in mancanza l'inventario delle emissioni che ti evidenzia, no, l'impatto che ha il tuo comune, che ha la tua azione sull'energia consumata, sulle emissioni che immetti sul territorio, è già un dato che ti mette in evidenza un aspetto molto chiaro e molto preciso. La seconda cosa che ti fa fare il patto dei sindaci è la valutazione delle vulnerabilità e dei rischi climatici, quindi l'individuazione, no, dei pericoli e delle vulnerabilità del tuo territorio. La terza cosa è l'individuazione di una strategia di lungo termine, una visione di lungo termine con degli obiettivi, e poi le azioni, che sono tutto ciò che noi sindaci vogliamo, cioè avere chiaro che cosa dobbiamo fare. E il PAESC te lo mette in evidenza in maniera chiarissima. E quindi il patto dei sindaci è importante perché è popolare, ti rende popolare essere sensibile ambientalmente, e ti dice di fare una cosa molto chiara e ti fa prendere un gruppo speciale italiano, quindi per superare un po' l'ostacolo della lingua, perché tutto si tiene solitamente in inglese, abbiamo fatto questo gruppo locale italiano a cui hanno aderito circa 12, mi sembra, enti pubblici italiani, per imparare da loro pari appunto sugli schemi finanziari precedenti. Ha chiuso il 28 aprile, ma se ci fosse qualcuno di veramente interessato vi prego di contattarmi, che vediamo di fare il possibile per farvi rientrare nel gruppo che partirà poi a settembre. E parlo poi di Implan, che è un altro progetto di cui diciamo è rappresentato a livello italiano da Area Science Park. C'è qui anche la dottoressa cognome? Salvi, scusate, e praticamente questo progetto invece è stato sottolineato prima la natura volontaria del PAESC, quindi i comuni non sono obbligati poi ad implementare le misure in esso contenuti, e qui si cerca di renderle, diciamo, cogenti tramite l'inserimento del SECAP o di alcune misure del SECAP in quello che è l'urban planning, quindi il PRG, che lo rende in questo modo più cogente e vincolante per le autorità locali.
E Padova è una delle città che partecipano al progetto in qualità di Lighthouse, quindi sono 15 città a livello europeo che testano questa metodologia e poi viene diciamo a cascata trasferita ad altre 30 città che chiamiamo pilot, quindi anche qua se siete interessati a partecipare come pilot contattate pure, ho messo il referente nazionale Fabio Tomasio, contattate me. E poi l'idea è quello di dare gli strumenti alle agenzie per le energie locali per poter, come si dice in italiano, per poter disseminare questa pratica in maniera più capillare sul territorio. L'ultimo progetto è Energy Watch, e qui mi scuso perché mi è scappata la slide, non l'ho tradotta in inglese. Comunque questo invece è un progetto che è quasi finito, però sul sito ci sono delle risorse molto interessanti e si occupa di quello che è monitoring and verification dei dati e quindi del reporting del PAESC. E ci sono 4 moduli che sono gratuitamente disponibili sul sito, che possono aiutare e supportare gli enti locali e regionali nel raccogliere i dati per poi poter fare un report, perché il patto dei sindaci richiederebbe, oltre ovviamente alla stesura del PAESC, anche che venga fatto poi un report biennale su ciò che i comuni riescono a mettere poi in pratica. Ci sono poi dei progetti di supporto indiretto, Patrizia ne ha menzionato uno prima che è Enefirst, e anche qui vado abbastanza veloce, ma era giusto per farvi capire. Ad esempio MICAT, e poi è collegato anche a Enefirst, che è un progetto che si propone di creare un calcolatore che dovrebbe essere online tra 1 o 2 mesi, siamo un po' in ritardo ma ci siamo quasi, che riesce a calcolare quali sono i multiple impacts in inglese, quindi gli effetti multipli o i benefici multipli delle misure di efficientamento energetico. Cosa sono questi multiple impacts? Sono praticamente tutte le esternalità, sia positive che negative, che sono generate da misure di efficientamento energetico. Quindi banalmente, oltre a, se io efficiento un appartamento, un'abitazione, oltre a ridurre i costi ovviamente dell'energia che dovrò pagare perché mi servirà meno energia per lo stesso livello di comfort, e a ridurre le emissioni e quindi a consumare meno energia, ho degli altri benefici che sono ad esempio un beneficio sul PIL per quanto riguarda la forza lavoro, o comunque per quanto riguarda il fatto che un'impresa è venuta a fare i lavori in casa, avrò una migliore qualità dell'aria interna, quindi meno giorni di malattia, un meno peso sul sistema sanitario nazionale, e questi effetti non sono mai quantificati quando si tratta di fare degli impact assessment delle policy, e quindi questo calcolatore vuole dare sia agli enti, soprattutto europei, e ai governi nazionali uno strumento, ma che stiamo cercando di declinare anche a livello locale, per poter tenere in considerazione quelli che sono appunto gli effetti multipli quando si decide che misure implementare a livello sia appunto europeo che nazionale che locale. Questi sono gli indicatori, adesso non vi tedio, ci sono indicatori sociali, ambientali, economici, ne ho menzionati prima alcuni, quindi gli effetti sul prodotto interno lordo, ma ci sono anche gli effetti sulla povertà energetica, sulla salute oppure sull'utilizzo di materiali. E nello schema che vedete là, dovrei avere anche un laser che non funziona, e ad esempio si vedono quali sono i multiple impacts, se quantificati, questo viene da un progetto precedente che si chiama Combi, della ristrutturazione, se stessimo, diciamo, se rispettassimo i target che ci siamo posti per il 2030, la prima chart, vedete che il costo della ristrutturazione di tutti gli edifici è la parte grigia che vedete in basso, ma solo i multiple impacts vanno ad essere quasi il doppio, quindi sarebbe importante considerarli quando si vanno a fare delle valutazioni ex ante delle politiche. Stessa cosa per Enefirst, che si spinge un po' oltre, quindi oltre agli impatti multipli tiene in considerazione il principio dell'energy efficiency first, che vuol dire cercare di una volta che sia di rendere, diciamo, di mettere sullo stesso piano le azioni fatte dalla parte della domanda che dalla parte dell'offerta, quindi considerare se abbia più senso, piuttosto che produrre maggior
capacità ridurre quello che è la domanda. E entrambi i progetti, sia MICAT che Enefirst, avranno una continuazione perché entrambi sono finiti quest'anno, e Enea entra nel team di entrambi i progetti proprio per declinare tutti e due gli strumenti a livello più locale, quindi passare dal nazionale al locale. Abbiamo anche Regio First, che è sempre un modo di cercare di implementare il principio dell'Energy Efficiency First qui però a livello regionale, e qua sviluppiamo uno strumento, quindi un Excel, che dovrebbe consentire o che consentirà alle regioni, anche qui quando si trovano a dover scegliere se aumentare la capacità o ridurre la domanda, a dare un po' di risposte in tal senso. Poi scusate se vado veloce, vi invito a approfondire nei siti dei vari progetti. E c'è poi anche il progetto NEC Platform, che è stato menzionato prima, che è anche un supporto indiretto, e qui si entra nel campo della governance multilivello, e ne parlerà dopo Daniela Luise per quello che stiamo facendo a livello italiano, ma l'obiettivo principale è quello di coinvolgere le amministrazioni a livello inferiore, quindi regionali, comunali, locali, nella definizione delle politiche nazionali, quindi del PNIEC in questo caso. Vabbè, appunto poi Daniela ne parla. E questo è l'ultimo diciamo, cluster, che sono degli esempi su delle risorse e strumenti, quindi non si va direttamente ad aiutare i comuni o comunque a coinvolgerli, ma ci sono degli strumenti e dei processi che vengono creati e che possono aiutare gli enti locali nella gestione della povertà energetica. Questi sono 3 progetti, si chiamano EMPOR, in cui anche Enea fa parte del consorzio, che si occupa della povertà energetica nel settore degli affitti privati, quindi quando c'è da prendersi cura dello split incentive, si chiama in inglese, quindi quando nel caso degli affitti ovviamente il proprietario non ha incentivo per ristrutturare, e neanche l'affittuario ha incentivo a ristrutturare una casa o un appartamento, perché il costo e il beneficio ricadono su 2 attori diversi, e quindi qua si creano dei gruppi che si chiamano REACT, che coinvolgono tutti gli attori, a partire dai proprietari alle utilities, passando per le agenzie per l'energia e le amministrazioni locali, ma anche ONG e organizzazioni e servizi sociali, per trovare, diciamo, una soluzione per agire sulle politiche a livello locale, su come comportarsi su questo problema. E Social Watt invece ha creato questi 3 strumenti, che anche qui vi invito ad approfondire, che sono più rivolti agli utility, ma ovviamente molto utili anche nel caso di comuni che ad esempio possono essere proprietari delle utility o collaborarci molto strettamente per individuare soggetti in povertà energetica e fare una valutazione delle diverse misure che potrebbero essere applicate, e poi monitorare anche l'efficacia delle misure a livello locale. E come ultimo Renoverty, che è appena iniziato, quindi anche questo mi sembra sia un live set, che si occupa della povertà energetica a livello periurbano e rurale, e quindi non nelle città, che anche qui diciamo che è molto difficile riuscire ad individuare i soggetti in povertà energetica, e quindi qua cerchiamo di fare un lavoro sempre in collaborazione con le amministrazioni locali, con le utility, per individuare le persone appunto che si trovano in questa situazione e cercare di farle uscire dalla povertà energetica. Ecco, grazie mille, spero sia stato abbastanza chiaro, era una cannellata un po' lunga, però in caso se avete domande dopo sono disponibile. Prego, se ci sono domande. Ah, c'è il collegamento, perfetto, possiamo ricollegarci un attimo. Ottimo, Grazie mille. Giulia. Volevo solo dire che tutte le slide che sono state presentate le metteremo sul sito dell'Enea, quindi saranno direttamente scaricabili, soprattutto tutti i riferimenti che ha portato Giulia ai tantissimi progetti che sta seguendo. Dottoressa Gottardi? No, niente. A questo punto possiamo procedere con la sessione
Scusate, noi ci siamo ancora qui online e sì, c'era la sindaca prima che ha concluso il suo intervento, ma immaginiamo che nessuno abbia sentito. Ok, ci spiace. Eccola. Dottoressa Sì, Gottardi, confermo, mi direi che potete spiace. andare Vuole avanti. poter, Sì. vuole Non riesco a salutare? riprendere il filo adesso, non riesco a riprendere il filo, però l'hanno sentito in due, dai. Grazie. La dottoressa Gottardi aveva anche lei 4 slide che comunque metteremo agli atti e saranno disponibili, che riassumevano non tutto nel dettaglio quanto ha detto, però per concludere il suo intervento. E passo la parola al mio collega, a Luca Colasonno, che presenta il patto dei sindaci in Italia, quindi il ruolo che svolge il nostro Dipartimento Efficienza Energetica in qualità di coordinatore nazionale. Ecco, buongiorno, scusate, metto il timer perché qua stiamo arrivando un po' lunghi coi tempi, quindi volevo essere sicuro di stare nei tempi. Buongiorno, mi presento, sono Luca Colasonno, ricercatore Enea del centro territoriale di Milano e all'interno delle iniziative, delle responsabilità del Dipartimento a cui faccio parte, l'unità efficienza energetica, che è anche l'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, ci sono cioè l'attività di coordinamento delle attività nazionali relative al patto dei sindaci. In questa presentazione volevo fare un po' una presentazione, una fotografia dello stato del patto dei sindaci in Italia. Una fotografia, se vogliamo, un po' fredda, che prescinde un po', che non passa attraverso le attività territoriali, ma analizza i dati che sono messi a disposizione dai colleghi del JRC, del Joint Research Center di Ispra, che raccoglie tutte le iscrizioni e gestisce tutti i dati relativi al patto dei sindaci in Europa. Una prima slide introduttiva per dire che il patto dei sindaci appunto nasce nel 2008 e nel frattempo ha raccolto nuove e sempre più sfidanti traguardi da raggiungere. Noi sappiamo, conosciamo molto bene gli obiettivi che prima nel 2020, da cui è nato proprio l'iniziativa del patto dei sindaci, i primi PAES redatti avevano proprio obiettivi 2020, adesso è evoluto in 2030-2050, nel frattempo ci sono tante altre iniziative, ho citato solo il Sustainable Development Goals perché è un'iniziativa internazionale questa a livello mondiale che impegna tutti i paesi, all'interno di tutti i paesi, tutte le singole istituzioni al raggiungimento di questi goal per uno sviluppo sostenibile. Perché in qualche modo valorizza l'attività del PAES, l'esperienza del PAES, perché il patto dei sindaci può essere visto, può essere portato avanti come integratore di politiche per la sostenibilità. Diceva prima l'ingegnere Andreoli l'importanza della pianificazione. È importante che fare la pianificazione e fare una pianificazione integrata, multidisciplinare. Il patto dei sindaci è uno strumento, è uno degli strumenti evidentemente, il PAESC, però è uno strumento efficace perché tra le altre cose, oltre a inserire molti aspetti molto obiettivi diversi fra loro, impone la parte di monitoraggio, non solo di redazione dei piani, ma anche di monitoraggio in continuo, che è una peculiarità, croce e delizia di questo programma, però è un dato rilevante. I dati, come vedete, non sono aggiornatissimi, ma l'ordine di grandezza è sempre più o meno quello. Andrea Carosi ci diceva che abbiamo superato gli 11.000 comuni aderenti da 54 paesi, segnato in Europa, adesso è diventato internazionale, quindi ci sono altre anche esperienze al di fuori dell'Europa, sono ancora poche comunque, stanno andando avanti. E qua per dare la fotografia di quanto sia rilevante l'impatto dell'Italia all'interno del programma. Abbiamo poco meno del 50% degli iscritti,
ma soprattutto abbiamo poco meno del 50%, comunque una percentuale molto elevata, tra coordinatori e supporter. Ecco, in Italia una caratteristica, oltre al gran numero appunto di comuni iscritti, è la presenza la presenza numerosa, cospicua, soprattutto nella prima fase, come vedremo, di coordinatori e supporter. Vuol dire enti, associazioni, enti pubblici o meno, che supportano, che danno una mano ai comuni per portare avanti il programma del patto dei sindaci, quindi iniziative di sostenibilità. L'adesione dei comuni italiani, vediamo che questi sono i dati più aggiornati messi a disposizione dal JRC. Abbiamo più di 5.100 PAES presentati, quindi comuni presenti all'interno del patto dei sindaci, comuni e unione di comuni chiaramente e aggregazione di comuni. Una prima caratteristica, mi ricollego un po' al discorso che faceva la sindaca Gottardi prima, della caratteristica che 19.000, un comune da 19.000 abitanti è tendenzialmente considerato medio, ma nella media piccola. Ecco, fa parte comunque del 25% dei comuni più grandi in Italia, perché come vediamo, ecco, la tabella in basso mostra la distribuzione dei comuni a livello nazionale. E vediamo che utilizzando anche delle scale diverse rispetto a quelle che vengono utilizzate in Europa, perché la distinzione 2000-10.000 non è considerata a livello europeo, mentre a livello italiano sono rilevanti, sono taglie significative, perché entrambe si dividono più o meno l'80% dei comuni si dividono tra sotto ai 2.000 e sotto ai 10.000 abitanti. Quindi le statistiche, più o meno la distribuzione per adesione, per taglia di comune, è pressoché il patto dei sindaci rappresenta abbastanza bene lo scenario, il panorama italiano, ma come capite bene e come immagino i sindaci sapranno molto meglio, ecco, adottare un piano d'azione che abbia obiettivi a medio e lungo termine in settori che sono anche complessi e articolati da affrontare, c'è bisogno di una struttura consolidata. E difficilmente comuni da poche migliaia di abitanti, come sappiamo bene, potrebbero avere una serie di difficoltà, non tanto nell'adesione al patto, che è un'iniziativa sicuramente meritevole, ma soprattutto per dare continuità alle iniziative del patto dei sindaci e quindi mettere in pratica le azioni previste dal patto dei sindaci. Gli impegni, dicevamo che attualmente gli aderenti sono tutti quelli che hanno dato l'adesione, quelli presenti sul database, tutti quelli che hanno dato l'adesione, quindi a partire dal 2008 fino all'anno scorso, perché sono dell'anno scorso i dati. Quindi si distinguono gli impegni 2020, 2030 e 2050, chiaramente adesso e vediamo come la stragrande maggioranza dei comuni aderenti e buona parte dei comuni italiani, il 50% dei comuni italiani, più del 50% dei comuni italiani aveva sottoscritto impegni al 2020, che chiaramente adesso sono superati. Vediamo la distribuzione temporale negli anni delle nuove adesioni anno per anno, vediamo che c'è un ottimo avvio. In Italia si è investito parecchio nella promozione del patto dei sindaci appena nato, e quindi vediamo un boom di adesioni che ha portato appunto a consolidarci al primo posto in Europa come aderenti fino al tendenzialmente nel 2013-2014, e poi c'è una fase di stabilizzazione che un po' è connaturata, perché abbiamo raggiunto ottimi livelli numerici, quantitativi di comuni coinvolti. Come misurare però questi dati, che quantitativamente sono bei dati, però bisogna andare a vedere,
bisogna provare a capire qual è lo stato di salute del patto dei sindaci in Italia, perché sappiamo che purtroppo spesso il documento, il PAES o il PAESC, può essere magari un documento, può essere ritenuto un documento fino a se stesso, quindi da redigere e mettere in archivio, mentre l'idea che stiamo promuovendo anche all'interno della cabina di regia nazionale, insieme con Rena e l'ISPRA e il COM di Bruxelles, con questo il PAESC come contenitore, come integratore di politiche per la sostenibilità, ha un taglio, un approccio sensibilmente diverso. Quindi un primo indicatore è andare a vedere quanti di questi degli aderenti in Italia di base hanno una proiezione 2030-2050, quindi nell'ultima riga si è mostrata quanta la frazione la percentuale dei comuni che abbiano obiettivi 2030-2050 rispetto a quelli 2020. E vediamo che il dato è tendenzialmente quantomeno promettente, sicuramente c'è da lavorare perché il tema appunto è molto complesso, di lavoro ce n'è da fare, però circa il 50% dei comuni di taglia media large, chiamiamola così, quindi comunque a partire dai 50.000, intorno ai 50.000 abitanti, hanno già un buon approccio, un buon avvio in questa direzione. Sono molto scarse le adesioni dei comuni di taglia piccola, sotto al 30% e la media nazionale intorno al 30%. Vuol dire che c'è del materiale su cui lavorare, ma è necessario dotarsi di strumenti e di opportune misure per spingere nella direzione voluta. L'evoluzione degli impegni, questo era per dare un po' un'immagine un po' grafica. Vediamo che più o meno un quinto dei comuni che avevano commitment, anzi meno di un quinto, che avevano commitment 2020 hanno fatto il passaggio hanno fatto il passaggio agli obiettivi 2030. Però c'è da dire che ci sono molte nuove iscrizioni al patto, adesioni al patto, che vediamo partire dal triangolino rosso. Vuol dire che comuni che non avevano obiettivi al 2020, non avevano aderito al patto per il 2020, che sono entrati direttamente o con un commitment 2030 o addirittura con il commitment 2050, anche se sono ancora pochi. Lo spazio di lavoro è tutta quella grossa fetta di comuni che hanno aderito, avevano obiettivi 2020, ma non si sono sviluppati, non hanno portato avanti il discorso, non hanno avuto un processo evolutivo rispetto ai nuovi impegni, che sappiamo sono molto più gravosi. A partire dal 2015 è introdotta la parte di adattamento, che è una parte impegnativa da redigere e poi da monitorare, però essendo necessario appunto per la sostenibilità dei territori, come stiamo vedendo, è un passaggio necessario e bisogna dotarsi degli opportuni strumenti affinché i comuni possano affrontare il tema. Ecco, alcuni comuni, saltando i commitment 2020-2030, sono andati direttamente con un commitment 2050 che ha come obiettivo la decarbonizzazione, quindi ci sono all'interno di questi numeri numerose pratiche che sono sicuramente stimolanti, cosiddette buone pratiche. Un primo indicatore per valutare lo stato di attuazione è andare a focalizzarsi sulla redazione fondamentalmente del PAESC e appunto sull'adozione. Vediamo come nella categoria on hold vuol dire che sono PAESC congelati dalla Commissione europea. Sono documenti che sono appunto congelati, non ancora o bloccati o non ancora passati,
E vediamo che abbiamo una mortalità più o meno stabile per le varie classi di taglia del comune, che è intorno al 15%. Questo è un primo indicatore, se vogliamo quello un po' più semplice, perché riguarda la redazione del PAES, che però è il primo passo. Un 15% che comunque è un dato significativo, non particolarmente alto, però anche facilmente ovviabile con le opportune contromisure. Interessante il fatto che sia abbastanza uniformemente spalmato su tutte le taglie. Ecco, mi ero dimenticato prima un'indicazione: la taglia XL è forzata in questi dati, perché non prende in considerazione solo città grandi, ma anche unioni di comuni che hanno presentato un PAESC congiunto, e quindi sono presentati come un'unica entità dalla popolazione somma di tutti i singoli municipi. Quindi il dato XL, che abbiamo considerato superiore a 250.000 abitanti, considera non solo città grandi, ma medio-grandi e grandi, ma anche unioni di comuni che nella loro somma superano questa cifra. Perché sulle città grandi le statistiche sono molto migliori tendenzialmente. Tutte le città metropolitane hanno redatto il PAESC e sono a uno stato coerente con le aspettative e con gli obiettivi, anzi favoriti dal fatto che hanno delle strutture tecniche interne che possono permettere di seguire specificamente queste attività, cosa che non è concessa a tutti gli altri comuni. Il secondo indicatore invece molto più significativo, ecco, chi è riuscito a seguire l'evento, il workshop di stamattina sulla piattaforma Enea ne ha già sentito parlare dell'importanza del monitoraggio. Chi non ha sentito consiglierei di andare a recuperarlo, perché è un evento interessante. Va bene, ho ancora 4 minuti. Sì, va bene. Andiamo a vedere, ok, a parte il numero di report, sono 1500 i report totali, 1100 i comuni con almeno un report di monitoraggio, e vediamo che anche qui, taglia M e L, raggiungiamo una statistica comunque promettente. Chiaramente poi bisogna vedere quando è stato redatto e se è stato redatto solo il primo monitoraggio e poi non più, però tendenzialmente i comuni piccoli sono ancora quelli più svantaggiati, mentre a partire con la crescita della taglia è più facile che si riesca a portare avanti il follow up delle azioni, delle attività. Vediamo l'andamento del monitoraggio anno per anno, qui non ci dà delle informazioni particolarmente significative. Ecco, ci dà una curva traslata rispetto a quelle delle adesioni, chiaramente scalate, perché in media circa il 30% solo il 30% dei comuni è riuscito ad andare avanti in monitoraggio. Un dato importante che volevo mostrare era il supporter, i coordinatori e supporter, quasi personalmente inaspettatamente. Più della metà dei comuni aderenti al patto dichiarano di essere stati supportati da qualsiasi ente, o da enti pubblici o da supporter, che possono essere anche privati, però più della metà sono stati supportati in questa iniziativa, evidentemente per le taglie più piccole, e fortunatamente. Che cosa porta, ad esempio, numericamente l'intervento di supporter? Che la percentuale di piani on hold di comuni supportati, quindi il primo indicatore, diciamo, di scarsa qualità, scarsa efficacia del patto dei sindaci, ecco, tra i comuni supportati e quelli non supportati la percentuale cattiva, diciamo, di piani on hold è pressoché dimezzata.
Questo è un dato significativo, è un dato tendenzialmente importante perché quantomeno nella fase di avvio il ruolo di supporter e di coordinatori è centrale, sicuramente anche nella fase di monitoraggio, però è più difficilmente monitorabile. PAES condiviso, che è il secondo strumento, oltre al tema del coordinamento, appunto, abbiamo detto che è uno dei temi principali per far progredire il patto dei sindaci per tutti i comuni, è l'adozione del PAES condiviso. Vuol dire comuni che si mettono insieme e producono un documento unico con obiettivi che possono essere o individuali o collettivi. Vediamo che c'è un andamento negli anni molto, molto altalenante, quindi nel grafico a sinistra è mostrato come Joint PAES, in percentuale sui PAES presentati hanno un andamento molto variabile, vuol dire che dipendono da condizioni di sviluppo locali e quindi sono da analizzare tendenzialmente su base regionale quali sono i motivi e andamenti di questi, appunto, dell'adozione di questo strumento. Vediamo come la gran maggioranza delle adesioni di Joint PAES avvengono attraverso coinvolgano comuni di piccole dimensioni che poi vanno a comporre nuovi comuni fittizi, diciamo, di grossa dimensione. Il PAES condiviso, ok, abbiamo un andamento di questo tipo, abbiamo visto appunto un po' un andamento discontinuo e non ha una ragione d'essere se non si andranno ad analizzare cause e opportunità a livello locale. Ecco, una breve nota conclusiva, dopo l'inizio. Un inizio molto, molto brillante del patto dei sindaci in Italia, adesso c'è una nuova rinascita, una nuova attenzione anche e soprattutto per quanto riguarda i temi legati all'adattamento e alle necessità dei comuni che hanno di sviluppare buone pratiche. L'importanza dei ruoli dei coordinatori è strategico per la composizione appunto di taglie di piccola dimensione dei comuni italiani. Joint PAES sono uno strumento tendenzialmente necessario sia per trovare la massa critica sufficiente per finanziare e sviluppare azioni, sia per dare efficacia ad azioni che hanno un impatto territoriale. Vi ringrazio. Ci sono delle domande? Allora possiamo passare la parola a Daniela Luise, che è direttrice del coordinamento Agende 21 locali italiane. Buongiorno a tutti. Proprio due parole veloci, ma immagino conosciate tutti il coordinamento delle Agende 21 locali, che è un'associazione di enti pubblici a livello nazionale che da oltre 20 anni si occupa del tema della sostenibilità. E in larga parte i soci sono dei comuni, quindi insomma cerchiamo insieme ai comuni di portare avanti esperienze e realizzare progetti insieme proprio nell'ottica anche della sperimentazione. E tra l'altro il coordinamento Agende 21 è una struttura del supporto del patto dei sindaci dal 2009, quindi proprio. Il mio intervento avrà un po' il compito di entrare un po' più nel tema appunto di quanto importante è l'azione dei territori, delle città, e lo farò attraverso anche la presentazione di alcuni progetti in parte conclusi, in parte in corso, proprio per darvi un excursus anche delle diverse esperienze e di come sia importante il patto dei sindaci come strumento metodologico
per riuscire a portare il tema della mitigazione e dell'adattamento proprio nelle città a livello pratico. Parto da questo perché secondo me proprio dobbiamo volare alti per riuscire a in qualche modo ad andare a individuare quelli che sono gli obiettivi veri che vogliamo raggiungere. L'abbiamo sentito oggi anche negli altri convegni, ma anche in questo, le città sono i centri nei quali c'è il maggior numero di popolazione, nonostante in Italia abbiamo molte città piccole, ma comunque sempre più si tende a concentrare nelle città la vita delle persone, e sono anche i luoghi nei quali vediamo gli effetti maggiori dei cambiamenti climatici. Non faccio riferimento alle cose che stanno succedendo in questi giorni, ma lo vediamo, insomma. Sono anche i luoghi nei quali si hanno i maggiori impatti anche da un punto di vista sociale ed economico. E quindi abbiamo capito che il tema della mitigazione e dell'adattamento vanno innanzitutto applicati a livello locale e dobbiamo cercare di agire in maniera coordinata, cercando anche quello che è il supporto a livello regionale e nazionale, e lo facciamo e lo dobbiamo fare con una visione di lungo periodo. Ora abbiamo parlato, appunto abbiamo sentito il patto dei sindaci, ci chiede di vedere lontano, di vedere al 2030, che poi non è così lontano, ma in qualche modo è anche possibile farlo con un certo metodo, e credo che poi l'intervento di Padova, del Comune di Padova, in qualche modo ci darà questo tipo di visione. O al 2050 significa riuscire a pianificare, tenendo presenti tutti quelli che sono gli effetti che ci sono sulle città. E ormai appunto anche gli interventi di prima, ci sono gli effetti, non è che stiamo ancora parlando di teorie come si faceva 20 anni fa, e quindi è necessario capire, agire e soprattutto coordinarsi sia con gli enti superiori ma anche con il mondo economico, e arrivando fino ad agire con i cittadini. Ho fatto una lista di titoli che non sto qui a spiegare nel dettaglio, ma sono tutti gli ambiti di cui tener conto per riuscire ad avere dei piani che siano effettivamente applicabili nel territorio. Ovvio che poi a questi macro temi devono seguire dei progetti che siano finanziabili, e quindi la visione non va fatta soltanto su quelli che sono i titoli, diciamo così, dei progetti, di quello che può essere l'impatto in riduzione di CO2 piuttosto che adattamento ai cambiamenti climatici, ma da subito, e questo ce lo insegna anche il progetto Net Zero Cities, la missione delle famose 100 città, dobbiamo affiancare anche quella che è la visione da un punto di vista finanziario, perché altrimenti, soprattutto i grandi progetti, quelli che possono avere degli impatti importanti, non saranno realizzati. Quello che abbiamo visto poco fa dall'intervento di Luca è appunto il fatto che molte città si sono fermate proprio perché mancavano dei pezzi, cioè hanno buttato in avanti il cuore, hanno individuato possibili azioni, ma poi non sono riuscite a realizzarle. E questa la dico soltanto con il titolo. La mitigazione e l'adattamento sono degli approcci complementari, quindi non si può agire solo sulla mitigazione o solo sull'adattamento. A livello territoriale bisogna imparare a gestire i due aspetti in maniera integrata, creando delle strutture anche che abbiano delle competenze, ma soprattutto che interagiscano. In alcune città abbiamo visto creare
l'ufficio del patto dei sindaci o la resilience, l'ufficio della resilienza, chiamiamolo come vogliamo, ma ci deve essere una struttura che è a capo, che è soprattutto interdipartimentale, intersettoriale, che garantisca, che abbia questa visione, che riesca a guidare fino agli obiettivi di lungo periodo. E a livello territoriale dobbiamo lavorare anche a livello di pianificazione e programmazione, ma anche interagendo su quelli che sono gli ambiti, diciamo, dei temi che magari consideriamo meno importanti. Qui ho fatto l'esempio del tema degli acquisti verdi, per esempio. Sicuramente voi sapete che gli acquisti della pubblica amministrazione hanno un impatto altissimo a livello di PIL, circa dal 15 al 17%, e quindi bisogna imparare anche ad agire in questo ambito, come bisogna imparare anche nella comunicazione, perché così si coinvolgono i cittadini, si coinvolgono le aziende nelle proprie azioni. Ultima cosa, attraverso delle partnership pubblico-private, che è un altro degli aspetti estremamente importanti. E quindi per avere delle città più sostenibili bisogna, come dicevo, avere un approccio globale, integrato, bisogna lavorare sulla lotta al consumo di suolo piuttosto che la cultura del riuso, bisogna aprirsi al coinvolgimento delle persone, bisogna avere un'attenzione anche al rapporto città-campagna e quindi anche al ruolo dell'agricoltura e dell'agricoltura di prossimità. Bisogna lavorare con l'ottica proprio di nuovi stili di vita, nuova economia, nuovo welfare, nuove politiche appunto che stiano vicine al territorio e vicine alle persone. Vi presento alcuni progetti molto velocemente, poi ovviamente esistono i siti di questi progetti e potrete eventualmente poi andare ad approfondire i temi. E parto da un progetto che è ormai datato, ma che ha aperto la strada in Italia sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, un progetto LIFE Blue Up della città di Bologna. E la cosa che voglio dire è che ha dato due indicazioni fondamentali. Intanto che è possibile fare adattamento a livello locale e quindi non diremo mai che non si hanno impatti, non si possono avere impatti determinati dai cambiamenti climatici importanti nel territorio, ma si sa come eventualmente ridurre quello che può essere l'impatto e soprattutto salvare le persone. E loro di questo hanno tenuto conto e già allora è un progetto che si è concluso nel 2015, quindi veramente datato, analizzavano proprio il tema delle esondazioni nel territorio e soprattutto della siccità, che è un tema che solo recentemente in qualche modo si sta affrontando a livello più generale. L'altro aspetto che voglio mettere in evidenza è proprio che hanno lavorato puntando tantissimo sulle partnership pubblico-privato e quindi fin da subito andando a individuare quei progetti che potevano essere realizzati non solo dall'ente pubblico ma anche da soggetti privati o in collaborazione tra pubblico e privato attraverso degli accordi, e questo era estremamente innovativo, difficile in quegli anni da portare avanti, che sta diventando anche uno strumento più applicato nelle città, ma su quale ancora c'è molto da lavorare. Non va avanti. Grazie. Un altro esempio è della città di Mantova, una città più piccola ma che sta lavorando con molto metodo
e quindi sono partiti dal PAES che hanno approvato nel 2014, ma subito dopo hanno iniziato a lavorare sul tema del clima, questo dandosi degli impegni e delle scadenze e soprattutto continuando a lavorare a livello di applicativi teorici da un lato e applicativi dall'altro, quindi cominciando a realizzare molti progetti europei o cercando finanziamenti anche locali da fondazioni bancarie per riuscire a realizzare i propri progetti, e quindi sono ancora una città che riesce a dare attuazione anche a quello che è il patto dei sindaci. Ora stanno anche loro lavorando sul PAESC e sono riusciti a realizzare diversi progetti innovativi. Questo invece è un progetto Master Adapt, sempre un LIFE, che si è concluso nel 2020, ma che è estremamente importante perché ha lavorato in alcune regioni e in alcuni territori sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, quando erano i primi anni in cui si cominciava a parlare di adattamento ai cambiamenti climatici, e i materiali, le linee guida, la metodologia prodotta, oltre ad aver portato all'approvazione delle strategie regionali di Sardegna, che era capofila della Lombardia, ha portato un metodo che poi è stato ripreso a livello nazionale, sia sulla strategia nazionale che sul piano di adattamento nazionale. Voi trovate sempre i materiali sui siti. Ha anche prodotto ovviamente molte azioni di adattamento a livello locale che si stanno realizzando. E l'altro aspetto molto importante è quello della formazione, quindi c'è ancora Regione Sardegna che propone la formazione, quanto loro hanno acquisito come metodo di lavoro a livello insomma anche nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. L'altro aspetto è il progetto che voglio presentarvi più locale, infatti Veneto Adapt si è concluso a dicembre 2021 e ha lavorato nel territorio veneto, ma diciamo che è quasi il proseguo di Master Adapt, alcuni dei partner sono gli stessi, e ha voluto trovare invece un metodo da applicare per la redazione dei PAESC e per la realizzazione di azioni di adattamento nel territorio, un metodo che invece andasse bene a livello di città, mentre Master Adapt ha lavorato più a livello di area vasta. E quindi ha lavorato cercando di partire da conoscenze comuni, quindi una base di conoscenze comuni sul tema dei cambiamenti climatici, andando a sviluppare una strategia di area vasta, un sistema di governance multilivello che poi abbiamo capito lavorando che è lo strumento fondamentale da riuscire a sviluppare a livello locale. Sono stati redatti una quarantina, se ricordo più o meno numeri giusti, di PAESC in Veneto, in parte le città partner, ma anche attraverso la partner era anche la città metropolitana di Venezia, che ha coinvolto a sua volta buona parte dei comuni della città metropolitana. E oltretutto ha sviluppato una metodologia che è partita da mettere insieme quello che già abbiamo, vi dicevo la base comune, no? La base di conoscenza comune. E quindi da cosa si parte? Da tutti i piani che una città ha o che ha intenzione di sviluppare, da quelli che sono gli obiettivi, e andando a individuare all'interno di quei piani quelli che sono gli obiettivi di mitigazione o di adattamento. E quella è la base, perché altrimenti i vari piani non comunicano. Prima si diceva ci sono i piani obbligatori e invece il patto dei sindaci è un piano diciamo volontario, ma in realtà può
anzi secondo me deve essere quello strumento che mette in relazione tutti gli altri piani e che li integra. E quindi è stato elaborato un template del PAESC, una scheda tipo per la raccolta delle azioni sia di mitigazione che di adattamento, che è unica ma che prevede le diverse tipologie di azioni. Sono state individuate quelle che sono le azioni fondamentali, quindi i progetti fondamentali da mettere in un piano di adattamento. E ovviamente l'attuazione dei percorsi partecipati che è fondamentale nel territorio per riuscire a condividere piani così importanti. Queste sono le 7 azioni qualificanti e quindi il livello di lavoro su quelli che sono i documenti obbligatori, quindi regolamento edilizio e piano degli interventi, il tema del rischio idraulico e la sua riduzione, anche l'integrazione con il piano di protezione civile, e questo è uno dei temi fondamentali, perché è vero che la protezione civile interviene quando c'è un evento, ma se i piani non sono collegati, il piano di protezione civile probabilmente non saprà qual è veramente il rischio reale, la vulnerabilità che invece si è individuata con precisione nel PAESC. Come dicevo prima, l'istituzione dell'ufficio resilienza, il monitoraggio, la garanzia del monitoraggio dei dati climatici e poi gli interventi di raffrescamento nelle aree a parcheggio o comunque nelle aree pavimentate di grosse dimensioni. Sono state redatte delle linee guida, sappiamo che diverse città, non solo in Veneto, stanno usando questa metodologia perché le linee guida sono facilmente utilizzabili, applicabili e quindi c'è un percorso tracciato. Qui faccio un salto e invece vi presento un metodo di lavoro sempre legato a come una città metropolitana. Ho preso la città di Roma, ma come ho citato poco fa, anche la città metropolitana di Venezia sta usando diciamo un metodo analogo. La città metropolitana di Roma ha iniziato fin dal 2009 a promuovere prima i PAES, ora i PAESC nel proprio territorio, hanno dato sostegno tecnico e finanziario ai comuni appunto per la redazione prima dei PAES, ma anche sui vari rapporti di monitoraggio, mantenendo sempre il livello di supporto ai comuni della provincia, diciamo ex provincia, e però fornendo anche dati aggregati come territorio della città metropolitana. E ora appunto stanno lavorando sul tema dei PAESC, sempre con lo stesso metodo, attraverso anche degli accordi quadro per avere un supporto specialistico e tecnico da fornire ai comuni della città metropolitana e anche redigendo dei documenti di indirizzo sia per i PAES prima che i PAESC poi, mantenendo anche quei rapporti a livello nazionale e internazionale che permettono poi anche ai territori di fare salti di qualità. Ed infine il progetto NEC Platform, che è un progetto in corso in cui siamo partner anche con Giulia e con altri soggetti. Noi siamo gli unici, il coordinamento è l'unico partner a livello italiano. Non è un'esperienza di una città, ma vuole lavorare per rafforzare la governance multilivello sulle politiche nazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. L'obiettivo è quello di creare delle piattaforme a cui invitare, dei momenti insomma, di confronto a cui invitare stakeholder a livello nazionale per riuscire a portare anche il punto di vista soprattutto delle città, ma comunque del livello locale
invece ai ministeri nell'ottica di interagire nella redazione del PNIEC, che sapete deve essere presentato in bozza entro giugno di quest'anno, ma che poi avrà un altro anno di tempo per arrivare alla sua redazione finale. Gli obiettivi sono molto interessanti, sicuramente l'idea è proprio quella di lavorare insieme, quindi abbiamo coinvolto, il progetto è partito a ottobre, abbiamo finora coinvolto una trentina di stakeholder a livello nazionale, a partire da Enea, ma anche con ISPRA, con RSE, GSE, piuttosto che numerosi comuni e l'Agenzia per l'Energia, piuttosto che altri soggetti esperti in materia, nell'ottica di riuscire a portare un punto di vista comune che poi in qualche modo venga preso in considerazione dai diversi ministeri. Un'ultima cosa, domani è previsto un incontro di questo progetto, al pomeriggio alle 15:30 allo spazio 35 e poi abbiamo in programma un incontro il 17 di ottobre a Roma con i ministeri e ovviamente tutti gli stakeholder. Che se siete interessati possiamo, insomma, sicuramente il nostro obiettivo è anche quello di allargare il gruppo degli stakeholder. Grazie. Grazie. Io ripeto se ci sono ancora delle domande tra il pubblico, se no possiamo passare all'ultimo intervento. È di Andrea Martinez, vice direttore generale responsabile del Business Unit Advisory di Sinloc e Sistemi Iniziative Locali. Grazie. Buonasera intanto e ringrazio Enea per averci coinvolto in questo evento e due parole su Sinloc e poi entriamo rapidamente nei contenuti dell'intervento. Appunto io sono vice direttore generale di Sinloc e all'interno di Sinloc, come diceva la dottoressa, mi occupo di tutta la parte di advisory, ma poi nella veste di vice direzione in realtà lavoro anche orizzontalmente su tutti gli strumenti. Sinloc è una realtà un po' particolare, che siamo un'azienda privata, ma siamo partecipati da fondazioni bancarie. Erano circa 16 anni fa, sono 12 oggi, erano 11 la settimana scorsa o la settimana prima della scorsa. Abbiamo avuto un importante ingresso della 12ª fondazione, che è Fondazione Firenze, proprio in queste ore, di cui siamo ovviamente molto contenti. E perché siamo contenti? Perché noi siamo nati 16 anni fa con una missione molto specifica, che è quella di assistere lo sviluppo locale, assistere i territori nell'attivazione di progetti di impatto e conseguentemente di risorse. E lo facciamo fondamentalmente con 3 grandi mestieri, che sono quelli dell'equity investment, siamo investitori di capitale, di rischio in operazioni di impatto, molte di queste hanno riguardato e stanno riguardando l'energia. Siamo gestori di risorse tipicamente pubbliche, prevalentemente pubbliche, per creare investimenti di impatto, anche in questo ambito vedremo dopo molto nell'energia, e siamo advisor. Ma perché siamo advisor? Perché più o meno 16 anni fa, quando abbiamo iniziato a girare con importanti risorse nel nostro, diciamo, portafoglio, scusatemi la banalizzazione del confronto, l'incontro si svolgeva così: dove sono i finanziamenti? Ci veniva chiesto e noi dicevamo dove sono i progetti? E i progetti non c'erano, molto semplicemente. Quindi c'era la pianificazione, c'era la programmazione, stiamo parlando più o meno di anni dove vedevamo quella curva, no, dei PAESC salire, ma i progetti non c'erano e i progetti non ci sono nemmeno oggi. Okay? Quindi c'è un grande problema di livelli della strategia, della pianificazione, del passare dalla visione, che come poi ci ricordava all'inizio, prima che cadesse la linea, il sindaco, è un tema di volontà, a poi una capacità esecutiva per costruire progetti. Però insomma i progetti sono accaduti, grazie al cielo, se no almeno noi come azienda non saremmo più qui
e probabilmente alcuni degli obiettivi che invece i nostri territori hanno raggiunto non sarebbero stati raggiunti. Ma il problema, ci tenevo a iniziare con questa statement, è ancora enorme. Il gap tra capacità di programmazione e attivazione dei progetti è enorme. E perché è enorme? Prima di tutto perché, almeno nella nostra esperienza, è ancora enorme perché diciamo che non c'è un approccio agnostico alle risorse. Si rincorrono le risorse che ci sono in quel momento. Ci sono i tifosi del fondo perduto, ci sono i tifosi della finanza privata, ci sono i tifosi del partenariato, ci sono i tifosi di quel treno che passa in quel momento e che non ti fa ragionare invece su quello che ti serve veramente. Okay? Un esempio, a mio avviso, lampante ed evidente, è che abbiamo talvolta delle grandi risorse di fondo perduto su interventi di efficienza energetica che non richiederebbero €1 di fondo perduto. Abbiamo dall'altra parte l'assenza di fondo perduto su interventi di, per esempio, decarbonizzazione legati a tecnologie più innovative, dove la fragilità del progetto esiste, dove non c'è €1 di fondo perduto e sei costretto a cercare di trovare trovare la sostenibilità dove non c'è. No? Quindi la prima cosa è le dimensioni del programma. Adesso non sto certo qui a raccontarvi come è fatto il PNR e il QFP, non è questo il punto. Il punto è ragionare in maniera agnostica su tutte le linee, che peraltro talvolta sono incluse in delle linee che non parlano esattamente di energia, no? Perché nell'FSC Plus o nell'FSE Plus posso trovare sicuramente anche delle cose che mi aiutano a costruire dei progetti di innovazione sociale che contribuiscono per esempio alla decarbonizzazione o altro. Qui ho fatto solo uno snapshot, non tanto per dirvi, e qua è solo un esempio di dove stiamo lavorando, forse prima ho scorso velocemente una cartina e faceva vedere che stiamo anche lavorando in 11 paesi in Europa sui temi. Non era questo il tema, questo qui è un tema che riguarda, questa slide volevo portarvi all'attenzione 2 ragionamenti. Questa slide rappresenta il lavoro che stiamo facendo come advisor, quindi è uno dei nostri mestieri, ed è uno degli strumenti, perché chiamiamolo assistenza tecnica, ne abbiamo parlato prima, è uno degli strumenti che servono per muovere la finanza. Le attività che stiamo facendo a vario titolo, nell'ambito del PNR. E cosa abbiamo fatto? Beh, da un lato abbiamo mosso oltre 105 milioni di euro su 10 operazioni, su un montepremi di 800 milioni, lì c'è un errore, credo che deve essere 1 milione, non miliardi, no, 0,8 è giusto, 0,8 miliardi, scusate, sul mondo della logistica agroalimentare. E stiamo muovendoci in tanti territori, lo vedete a destra, sul tema delle CER, quelli sono solo alcuni dei progetti attivi. Cosa voglio dire con questa slide? Col primo vi voglio dire si può fare, ma come si può fare? Siamo partiti 1 anno e mezzo prima per far muovere quei 105 milioni e tutti quei 10 progetti sono nella top 10 della classifica di selezione di quei progetti. Siamo partiti 1 anno prima perché ci vuole un sacco di tempo per montare dei progetti sostenibili, di impatto, la capacitazione di risorse. 1 anno ci è voluto e meno male che siamo partiti prima e nonostante fossimo partiti, parliamo più di un progetto, parliamo di sistemi territoriali, mettere d'accordo un sistema territoriale in Italia, forse in qualunque parte del mondo, ma rimaniamo al nostro caro paese, delle 1000 idee, dei 1000 campanili, è difficilissimo, devi partire molto da lontano e quindi la pianificazione torna fondamentale, gli strumenti, bellissimi alcuni strumenti che avete presentato prima, alcuni sono veramente molto affascinanti, ma devi partire molto, molto prima e devi mettere persone a terra, boot on the ground. I soldi non mancano, 2 miliardi devono arrivare sulle CER, sono tanti, i soldi che le regioni questo è il continuo aggiornamento, lo monitoriamo giorno dopo giorno, che le regioni stanno mettendo solo sul capitolo delle CER, ma mettiamo tutte le altre transizioni, questo vuole essere solo esemplificativo, sono enormi quantità, considerato anche il fatto che tutti questi interventi spesso sono interventi piccoli, quindi devi fare massa critica, metterli assieme è un grande lavoro, c'è un grande lavoro di raccordo. E qui mi apro un attimo al tema del raccordo. Io, sentendo prima parlare, ma non solo oggi, tante altre volte, ho parlato sempre di mortalità di progetti.
a me comincia a venire il dubbio che dovremmo parlare di mortalità delle buone pratiche. Perché di buone pratiche ce ne sono veramente tante, ma tantissime. E quindi la domanda è: perché le buone pratiche non riescono a essere calate? Non lo so. Uno, forse perché ognuno di noi continua a inventarsi buone pratiche, quindi continuiamo a sovrapporre buone pratiche su buone pratiche su buone pratiche, e di fronte abbiamo, ce l'ha detto anche prima il sindaco, e ce lo dicono le esperienze che facciamo tutti i giorni, comunque abbiamo spesso degli interlocutori che non hanno avuto il tempo e la fortuna che abbiamo noi di studiare le buone pratiche, e quindi gli devi portare qualcosa che è pronto. Se mi cominci a portare troppe buone pratiche, troppo diverse, troppi nomi, troppe sigle, troppi acronimi, non capiscono più nulla. Quindi dobbiamo forse fare un ragionamento sulle buone pratiche, perché altrimenti queste buone pratiche diventano un reinventare le ruote e probabilmente confondiamo più di quello che vorremmo chi è già confuso. E su questo è venuto fuori, scusatemi, questa è una riflessione venuta fuori come consolidamento del ragionamento che facevo da un po' di tempo, che oggi mi avete stimolato positivamente a fare di nuovo questo ragionamento. Vabbè, abbiamo parlato, l'assistenza tecnica, questo non è importante, anche perché è stato trattato da chi mi ha preceduto. Ci sono delle soluzioni finanziarie che appunto servono a montare progetti. È stato citato prima Elena, non Elena, EUCEF, questo è NESOI, è un progetto che noi abbiamo seguito sulle isole, segue la stessa logica. A nostro avviso, parlando alle regioni, parlando ai governi, non è solo l'Europa a dover montare queste piattaforme, dovremmo farlo anche a livello nazionale, anche a livello regionale, possibilmente replicando le ottime pratiche che sono state fatte in Europa. E questi progetti servono a montare, a rispondere a quella domanda di dove sono i progetti. No? Quindi ci sono le piattaforme per fare i PAES, ci sono le piattaforme per fare i progetti, ci sono le piattaforme, che ci ha parlato prima la collega, per portare su a galla dei progetti che poi possono essere finanziati. No? Il dopo PAES, che è importantissimo quell'aspetto lì. Parliamo di strumenti finanziari, che un po' dovrebbe essere il nucleo della mia presentazione odierna. Quindi abbiamo parlato di assistenza tecnica, non vi parlo di grant, vi dico solo che per qualsiasi grant bisogna partire un anno prima che esca la linea di finanziamento se volete fare un progetto buono, e si può fare, e facendolo si vince bene, e si fanno progetti di impatto. Aggiungo però gli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari sono... anzi, vado avanti e poi torno indietro. Gli strumenti finanziari in Europa, per darvi un'idea, valgono 83 miliardi di euro. Okay? Sono fondi strutturali che vengono utilizzati non a fondo perduto, ma in logica rotativa. Nel 2000 erano un quarto di questa, più o meno un quarto di questo ammontare, un po' meno, scusate, un po' più di un quarto. Hanno avuto una crescita spaventosa. Che cosa sono gli strumenti finanziari? Gli strumenti finanziari non sono altro che, ai sensi di un regolamento che è il 1060 del 21, risorse fondo perduto che vengono trasformate in dotazioni o di credito agevolato o di equity o di garanzie o di altri strumenti di finanziamento, altre forme tecniche. Quindi sono risorse pubbliche rotative che possono essere utilizzate in una logica rotativa. E il grande vantaggio della rotatività: A, che tornano indietro, B, che danno una disciplina un po' diversa nel montaggio dei progetti, insomma, sempre, se devi restituire dei soldi è sempre un po' più complicato che non, e ti obbligano a innovare, ma ti consentono anche di risolvere dei problemi, quei problemi di cui sopra. Ci sono dei progetti che non sono a mercato, non saranno mai a mercato, e che quindi devo avere degli strumenti finanziari che non vanno a mercato. E questo è quello che sono gli strumenti finanziari. Come avete visto, in Europa sono cresciuti moltissimo, anche per ridurre un po' il debito pubblico, perché insomma, c'è anche questo aspetto, insomma, non dimentichiamo che poi comunque il grant fa sempre debito pubblico. Qua ci sono degli esempi di nostra esperienza di strumenti finanziari e ci tenevo, e non è una scelta grafica, è proprio una scelta concettuale. Abbiamo messo al centro la transizione energetica, perché la transizione energetica oramai, o la transizione climatica anche, okay? Quindi in generale il green, è chiaramente al cardine di tutti gli strumenti. Qualsiasi intervento che fai, al di là del fatto che ci sono gli obblighi di NSH, taxonomy, ma ammesso anche che non avessimo quella compliance, è palesemente al centro di qualsiasi intervento che fai. Lo deve essere, se no sei un progettista fuori dal tempo, un programmatore fuori dal tempo.
E infatti molti di questi strumenti, ne cito solo alcuni e poi farò un drill down, vanno tutti a cavallo. Gestiamo oggi un fondo sui piani urbani integrati. Il titolo lo potete leggere trasformazione urbana, ma vogliamo parlare di trasformazione urbana nel 23 senza energia, senza impatto, mitigazione degli impatti climatici? Mi sembra impossibile fare una riqualificazione di un quartiere senza parlare di questi temi, no? E quindi tocca. Abbiamo un fondo tematico turismo, che invece questo è assolutamente centrato, perché serve a finanziare imprese turistiche per fare decarbonizzazione delle infrastrutture turistiche. Abbiamo in chiusura in realtà un fondo ricerca e innovazione che ha fatto investimenti anch'esso sul green. Quindi ci sono molti strumenti. E cosa sono questi strumenti? Sono strumenti che hanno un grande vantaggio. Sono obbligati, passatemi i termini, da norma a finanziare una determinata tipologia di progetti in un determinato territorio, in un determinato lasso di tempo. Quindi hanno 3 grandi vincoli di applicazione che obbligano l'erogatore, in questo caso vi portiamo il nostro esempio, ma ovviamente ce ne sono anche altri, obbligano l'erogatore a operare in una certa modalità e obbligano l'operatore, o facilitano, in questo caso perché lo obbligano, consentono molto meglio di altri strumenti quell'approccio agnostico che citavo all'inizio, cioè di possibilità di fare blending tra risorse pubbliche e private. Perché queste sono risorse, non sono risorse private, queste sono risorse pubbliche, ma che si comportano da un punto di vista di valutazione, di rigore valutativo e di innovazione nel montaggio dei progetti come se fossero risorse private, perché sono effettivamente gestite dai privati, ma sono risorse pubbliche, che quindi hanno comunque un'attenzione di finalità di interesse generale. Vi do un esempio di effetto, perché dice, vabbè, ma perché fare questa cosa qui? Perché non diamo il grant e basta? Perché gli strumenti finanziari nella transizione energetica? Perché gli strumenti finanziari nella transizione energetica creano multipli. Si è parlato prima di multipli di impatto, è molto importante, impatti diretti e indiretti, ma sono altrettanto importanti i multipli finanziari. Questo è l'esempio del fondo Jessica Sardegna, che opera dal 2011, prima con una dotazione finanziaria di circa 30 milioni, 33 milioni, adesso c'è stato un rifinanziamento e quindi abbiamo una dotazione di 56 milioni. Questo progetto da poco è stato rifinanziato, nel primo round aveva già fatto, in 2 anni ha messo giù 130 milioni, molti di questi peraltro connessi a tematiche legate all'energia, adesso sta facendo il secondo round. Queste risorse sono della Regione, queste erano risorse a fondo perduto del FESR, quindi sarebbero state spese una volta uscite diciamo, dalle casse dell'Europa e dello Stato e mai più tornate indietro. In questo caso sono tornate indietro alla Regione, adesso fanno parte del bilancio regionale e fondamentalmente è quasi un moto perpetuo di reinvestimento per continuare a fare investimenti di transizione energetica. Quindi è un grande valore non solo economico ma anche programmatico, perché è come dire tu hai una pila ricaricabile che dedichi per lavorare sulla transizione che è, come abbiamo visto, una sfida pluriennale lunga e complessa, no? E questo può fare tutta una serie di cose, è attivo, diciamo, alla fine non entro nelle technicality, sostanzialmente finanza che costa di meno, è più paziente e si prende più rischi, okay? Per semplificare diciamo, l'aspetto tecnico, ma alla fine della fiera è questo, ma con una responsabilità. La stessa cosa è questo fondo tematico turismo che abbiamo vinto a fine anno scorso sul PNR, questa è una linea del PNR, noi abbiamo in gestione una tranche di 160 milioni di euro che è molto interessante e può contribuire in maniera fattiva all'implementazione dei PAESC, perché tutta la parte delle azioni sul turismo, sull'edilizia turistica o l'infrastruttura turistica può essere finanziata con questi strumenti. Inoltre può anche lavorare sulla digitalizzazione che è strettamente connessa, o le comunità energetiche che nascono intorno, eccetera, eccetera. E questo di nuovo per dire che ci possono essere strumenti assolutamente solidi, diciamo solidi per costituzione, passatemi il termine, e focalizzati che contribuiscono ad accelerare la decarbonizzazione. Poi ci sono strumenti di mercato, abbiamo anche uno strumento che lavora semplicemente come equity investment sulla efficienza energetica. Ma perché finisco su questo e poi ovviamente l'ho portato come esempi, no? Sono portati degli esempi, che prima mi è piaciuto un intervento che diceva sulla finanza c'è poco di innovativo, ed è verissimo, sulla finanza c'è poco di innovativo, c'è l'equity, il debito, cos'è innovativo? È il progetto che è innovativo, ma è il progetto che determina la finanza.
E quindi dov'è che si sta innovando la finanza? Non tanto sullo strumento finanziario, ma nei metodi di valutazione. Quindi come valuto un progetto? Noi per esempio, in tutti di quei fondi che abbiamo citato prima, abbiamo dei criteri di valutazione che abbinano la valutazione finanziaria a quella degli impatti. Cioè io non finanzio un progetto che crea redditività ma non crea impatto, perché ha un rating di impatto basso, per esempio. Oppure, sempre la stessa logica, appunto sul progetto, sugli assetti contrattuali, su come costruisco, ma queste cose qui richiedono un livello di sofisticazione nel chi pianifica il progetto, che non è purtroppo readily available, non è ovunque nelle nostre amministrazioni, non è ovunque nemmeno nelle nostre aziende. Quindi qui c'è forte esigenza di questi centri di competenza, come siamo alcuni rappresentati a questo tavolo, che possano aiutare a elevare questo standard. Magari fosse diversamente come cittadino, direi sarebbe meglio, ma non è così. Finisco con 2 lessons learned, alla fine cose che bene o male sono state dette da chi mi ha preceduto, però le dico con un taglio forse un po' diverso. Abbiamo pochi progetti di qualità, spesso scala non idonea, la decarbonizzazione si trascina dietro il concetto di frammentazione degli interventi, alto tasso di mortalità e tantissime risorse dedicate, molte più di quelle che sono i progetti. Quindi facciamoci una grande domanda di come accelerare la costruzione del pipeline. La programmazione e pianificazione medio-lungo è fondamentale, partendo sicuramente dai PAES, ma poi servono dei piani a 1 anno, 2 anni, 3 anni che ti tirano fuori i progetti. E qui vi do un altro piccolo quiz. Noi alcuni anni fa abbiamo seguito 3 regioni nel montare dei progetti, ce ne hanno presentati 600. Vi faccio una domanda, chiedo a chiunque di voi di rispondere. Secondo voi quanti progetti dei progetti che ci hanno presentato abbiamo finanziato? Una percentuale. 5, 30, 10, 0, okay? Contro qualsiasi legge statistica abbiamo finanziato lo 0% dei progetti che erano in pipeline. Abbiamo dovuto ricostruire tutta la pipeline. Vi assicuro che, essendo poi molti di noi economisti, nessuno di noi ci poteva credere. Non è possibile, cioè, contro qualsiasi libro di statistica, econometria, logica, filosofia, se vogliamo, 0. Okay? I motivi li racconto un'altra volta. Allora, programmazione e pianificazione a lungo e medio termine è molto importante, assistenza tecnica integrata per ridurre questi rischi, aggregazione degli interventi e interventi su scala vasta. Prima si è parlato di comuni di 15.000 abitanti, forse per l'energia bisognerebbe lavorare su cluster di 30, 40, 50, 60, 70, 80.000 abitanti, più comuni. Noi stiamo facendo questo, stiamo lavorando tipicamente ad area vasta, per esempio, 10, 15, 18, 27 comuni alla volta, non 2, perché bisogna lavorare sulla scala e sul sistema, e valutazione degli impatti e compliance, dare impatti, ma soprattutto deve essere driver di configurazione. Non è un caso che abbiamo anche rilevato una società che fa solo valutazione di impatto, perché ci siamo resi conto anche noi che stavamo andando alla deriva, senza un metro per andare verso gli impatti. Quindi si può fare, ci siamo, mettiamoci al lavoro. Grazie. Grazie anche per quest'ultimo intervento. Gli strumenti sono tantissimi, i progetti sono tantissimi, buone pratiche da replicare. Speriamo vengano apprese e recepite. Ringrazio i relatori qui presenti. Passiamo alla sezione regionale e invito sul palco Franco Alberti della Regione Veneto, Paolo Ciandonna sempre di Regione Veneto e Giovanni Vicentini. Oltre ai partecipanti delle conclusioni, l'ambasciatore del Patto dei Sindaci per l'Italia Roberto Ciambetti e responsabile Enea dei sistemi integrati per lo sviluppo territoriale del Dipartimento Efficienza Energetica.
Prego. Allora, Franco Alberti è direttore del settore energia della Regione Veneto e vi farà un'introduzione del patto dei sindaci, i dati del patto dei sindaci regionali. Prego. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito, ringrazio anche soprattutto l'organizzazione di un convegno da parte di Enea su un tema così importante in un momento in cui la Regione sta anche posizionando anche tutta una serie di policy in questo momento. Dopo aver sentito gli interventi è chiaro che uno alla fine ha delle sollecitazioni, ha avuto anche, come dire, delle informazioni su cui verrebbe un po' anche voglia quasi di reindirizzare vabbè, è successo qualcosa di strano, comunque insomma fidatevi, nel senso erano anche di contestualizzazione di cose che sono state già dette prima da Luca Colasuono, quindi partiamo ovviamente da degli impegni che in una prima fase, dal 2008 in poi, erano molto calibrati sul versante energia e che poi pian piano si sono trasformati con PAES e PAES successivamente su altri versanti, quelli legati all'adattamento e alla... ma non va neanche... L'altra presentazione, forse no, quella statica. Guarda, va bene ok, così. questo va meglio. Questo lo conoscete, l'ho preso anche senza tanto pudore da quello che è il Covenant of Mayor Carozzi sarà contento. Giusto per averlo sempre come tema di riferimento, nel senso per la complessità su cui si sono mossi in questi anni, per descrivere soprattutto quello che è stato l'impegno da parte della Regione in questo periodo. Farei subito un po' anche riferimento a quello che diceva Luca Colasuono sul ruolo dei coordinatori, la figura proprio del coordinatore territoriale che ha avuto nel Veneto. Abbiamo colto l'occasione di una collaborazione con Enea anche sulla definizione politica che stiamo portando avanti con il piano, di fare una prima ricognizione di cosa è stata la stagione dei patti, dei sindaci, dei PAES nel Veneto, e per cercare di guardarci anche un po' dentro, perché al di là, voglio dire, dei numeri, dei risultati che potrebbero configurare, voglio dire, un quadro molto rassicurante, poi bisogna anche vedere quali sono stati davvero gli effetti, perché al di là della spinta iniziale che c'è stata all'inizio, cioè la Regione subito ha aderito al patto dei sindaci come struttura di supporto alle amministrazioni comunali, sottoscrivendo subito un impegno proprio per la stesura del nuovo patto dei sindaci ancora nel 2012, rinnovato nel 2016. Sono gli anni in cui la Regione ha concluso il suo impegno nella definizione dei policy attraverso la stesura e l'approvazione del piano regionale per le energie rinnovabili, quindi un quadro di strategia regionale, quindi questo gli ha consentito ovviamente di definire delle linee guida, però poi insomma alla fine c'è stata anche un'azione congiunta soprattutto delle province e anche dei comuni capoluogo. Padova ovviamente è stata un'eccellenza in questo percorso, in queste azioni, e per cui abbiamo ritenuto appunto riavviare, ravvivare un po' quale potrebbe essere questo nuovo impulso. Quindi da questa collaborazione con Enea abbiamo detto benissimo, cioè poniamoci 3 temi fondamentali: 1, la ricognizione praticamente territoriale; 2, la questione della formazione; 3, l'individuazione sostanzialmente delle potenzialità. I risultati che dicevo potrebbero essere eloquenti da un punto di vista numerico, ma poi cerchiamo un po' di valutarli nel merito. Vedete le 7 realtà provinciali, quindi il numero dei comuni appartenenti a queste 7 realtà provinciali,
rapporto di aderenti anche rapportate alla popolazione. Quindi avremo anche per ogni provincia, sostanzialmente abbiamo un'adesione che va praticamente a definire un quadro generale che il 72% dei comuni veneti figura che ha aderito al patto. 72% dei comuni veneti vuol dire circa 3.700.000 e passa abitanti, quindi una cosa che sembrava anche... Quindi 403 comuni che sono il 72% e l'80% della popolazione. 3 condizioni di eccellenza, a mio avviso, oltre, ripeto, alla città di Padova, ma noi qui abbiamo avuto un po' il focus sulle province, 3 condizioni di eccellenza: la città metropolitana di Venezia, citata prima, le province Treviso e Rovigo. Passando oltre, quindi, questa è stata la distribuzione dei comuni per anno di adesione. Vedete chiaramente un'anomalia, cioè è visiva come nel 2014 c'è stata un'impennata, e questo non per motivi come dire, legati a... semplicemente c'è stato un impegno anche della Regione a finanziare questi patti. Torniamo un po' alla questione invece che è stata toccata prima, che secondo me è una questione importante. Il patto dei sindaci, il PAES, è uno strumento volontario. Mi ricordo 10-15 anni fa, quando facevo, magari mi occupavo anche più di pianificazione, quindi di visione un po' pianificatoria a livello regionale e di urbanistica, ritenevo che questo fosse davvero un limite, nel senso, mi sembrava, poi alla fine è stato mostrato anche prima, capiamo quando si parla di monitoraggio di azioni previste nei PAES, che in qualche modo devono rientrare nella finestra programmatoria della pianificazione urbanistica, quasi che il piano, che è di fatto un approccio prescrittivo e coercitivo, desse più garanzia di una forma volontaria di adesione. Io su questa questione mi sono un po' rivisto le mie idee. In realtà se una cosa è volontaria vuol dire che è importante. Lo butto lì anche in controtendenza, perché noi facciamo abitualmente ogni giorno molte cose nella nostra vita quotidiana, e quasi tutte quelle che facciamo sono volontarie, non ci vengono imposte. Quindi la questione della volontarietà, ma vale anche per altri strumenti, la vedrei in questo momento come un vantaggio. Allora però, entrando poi sulla questione delle adesioni, si possono appunto notare dei trend che non vi sto neanche a descrivere, ma che già si capivano, voglio dire, dall'immagine. Sto cercando di stare anche dentro i tempi. Il tema del ruolo strategico dei soggetti aggregatori. La Regione Veneto lo ha fatto per un periodo in maniera, diciamo, con una certa presenza, poi negli ultimi anni, adesso abbiamo ripreso, ci siamo fatti riaccreditare nel ruolo di come dire, riferimento per i PAES, eccetera, dopo un periodo che effettivamente avevamo abbandonato, anche perché la presenza di altri soggetti aggregatori era rappresentata dalle province. Bene, vedete qui abbiamo praticamente avuto circa 213 comuni che sono stati supportati e hanno consentito praticamente un'adesione massiccia. Prima la collega Luisa dava un dato che alla fine uno potrebbe anche pensare che adesso vado a controbatterlo, nel senso si parlava di una quarantina di piani dei sindaci che in qualche modo sono effettivi, e qua invece esporremo dei dati completamente diversi nel momento in cui parliamo di 213 piani, patti dei sindaci e via dicendo. Allora, tornando, però dopo vedremo che invece la Luisa in realtà è andata dentro ai piani per capire quali di questi, ed era il nostro obiettivo anche capire quelli che sono effettivamente attivi, che hanno delle politiche attive, delle azioni che stanno monitorando, che quindi stanno finanziando.
e quel numero 40 torna anche dalla ricognizione che abbiamo fatto insieme con la collaborazione appunto di Enea. I piani di azione che vedete, insomma, fotografano praticamente un'attività abbastanza importante, però guardiamo bene quali sono gli impegni al 2020 e al 2030. E qui già si vede un po' la differenza su quanto siano vivi, fra virgolette, questi piani rispetto anche agli obiettivi che ci vengono dati dall'Europa, ma che sono presenti nel Piano Nazionale del Clima, che in questo momento è in fase di revisione, i cui target vanno sempre al rialzo. Quindi l'attività congiunta di più amministrazioni secondo noi è un elemento determinante. Prima abbiamo visto che abbiamo tanti piani che sono soggetti di fusioni fra comuni, nel senso abbiamo in qualche maniera piani che affrontano il tema dell'intercomunalità. Questa è una cosa secondo me importante perché appunto diversamente da altre situazioni italiane il Veneto è caratterizzato da un policentrismo forse tra i più importanti del Paese, nel senso che non abbiamo grosse aggregazioni urbane, quelle città in cui c'è quel conflitto, c'è quella contraddizione, ma ci sono anche tutte quelle risorse per affrontare il tema della transizione, ma abbiamo una dispersione insediativa di un certo rilievo e affrontare il tema in chiave intercomunale, secondo me, è stata una delle cose più importanti che si è fatto nel Veneto. Questi sono i comuni che praticamente sono arrivati a una fase di monitoraggio e quindi si torna un po' a quei numeri che accennava Luisa sostanzialmente. Ecco, questi sono i numeri che in qualche maniera vediamo le azioni di adattamento che sono monitorate, i comuni con appunto azioni di mitigazione monitorate, torniamo a quella percentuale che va a identificare la vivacità sostanzialmente dei piani. Ecco, questo è un po' il quadro che con Enea siamo riusciti a costruire nella Regione del Veneto. Abbiamo pensato di fare un'attività durante il mese tra marzo e maggio sostanzialmente, in occasione di un impegno della Regione del Veneto sul fronte delle comunità energetiche. Noi vediamo comunità energetiche e PAES due strumenti fondamentali per l'attuazione delle policy che estenderemo sul nuovo piano energetico regionale. Sarebbe previsto una dashboard, quindi con la possibilità di navigare, però effettivamente dal punto di vista tecnologico ci dobbiamo accontentare invece di immagini statiche. Cosa ne è venuto fuori da questa indagine che abbiamo voluto fare nei confronti appunto dei comuni che hanno aderito ai patti? Ecco, questo è il quadro sostanzialmente generale delle risposte ricevute. Quindi quando un PAES è stato redatto, quando è stato il suo anno di adesione, quindi qui ci danno tutta una serie di indicatori che denunciano un po' anche la temporalità e il livello di policy in quel momento esistente. Quindi per ogni provincia abbiamo cominciato ad avere un quadro di quelli che sono stati i tipi di adesione, se singola, un raggruppamento, e se il PAES alla fine poi è stato redatto. Questa è la provincia di Belluno, questa ovviamente è la provincia di Treviso e queste sono è un escurso un po' su tutte le province che hanno avuto la possibilità di essere sondate in qualche modo. Però, ripeto, questa era una ovviamente ricerca per capire un po' le tendenze, perché da questo momento in poi dovremo vedere quali possono essere i correttivi da inserire per rimarcare un'azione regionale importante e forte in termini di policy. Le motivazioni, perché poi bisogna capire anche le motivazioni per cui non c'è stata un'adesione al patto, allora che sarebbe stato interessato, perché chi non conosceva l'iniziativa, chi era interessato, e la distribuzione praticamente per provincia. I dati più interessanti secondo me sono stati anche quella sul ricorso alle azioni che abbiamo visto di quei 40 piani, che tipi di
di fondi sono stati utilizzati. Come vedete sono stati quasi tutti fondi interni e questo è sbagliato, quello che si diceva prima Martinez di Sinlock. Noi dobbiamo in qualche maniera avere prima dei progetti e poi cominciare a costruirsi una mappatura dei percorsi e essere pronti nel momento in cui vengono fuori i finanziamenti. Vi ricordo con Sinlock un decennio fa forse ne parlavamo di queste cose in occasione credo del precedente POR. Adesso è stato licenziato il nuovo programma regionale, abbiamo molte misure, alcune sono state ovviamente assoggettate a strumenti di investimento, perché il fondo di rotazione nonché ha un costo, però ha una resa che ovviamente te la trovi nel tempo, quindi dei benefici che in qualche maniera, cioè ci sono delle esternalità che sono a nostro avviso importanti. Quindi questo approccio, a mio avviso, cioè questa fotografia da un certo punto di vista è desolante. Su questo punto di vista dovremmo anche noi come Regione approntare strumenti che ci consentano di utilizzare maggiormente i fondi che sono al di fuori del perimetro del Comune e della Regione. Altra questione, i motivi per cui c'è stata una mancata adozione dei PAES. Anche qui la fotografia riguarda invece altro tipo di risorse, le risorse interne. Anche qui vediamo che la mancanza del personale per la gestione delle attività è una delle condizioni più rappresentate in maniera secondo me negativa, ed è chiara anche la domanda: sarebbe stata utile la collaborazione per un PAES congiusto? Certo che sì. Quindi, come mi sembra è stato detto, per il Comune di Padova stanno in qualche maniera pensando ad avere delle organizzazioni interne che suppliscano e in maniera anche sussidiaria tutta una serie di azioni. Questo secondo me passa attraverso anche l'idea di formazione che stiamo cercando di portare avanti con Enea. Le risorse non sono solo quelle ovviamente economiche, qui si tratta di investire su delle risorse umane all'interno delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. La logica secondo me è sempre quella che un po' diceva Martinez, senza pronunciare, è il project management, cioè la visione del project management in questi casi è esiziale. Non c'è nessuna transizione senza innovazione, ma quando l'innovazione è anche innovazione dell'amministrazione in particolare. Non vi farei altro perché mi sembra che i tempi siano più che sforati, quindi sono tutte un po' queste analisi che vi ritroverete comunque nel sito messo a disposizione da Enea. In conclusione, l'impegno che mi sento di dire di Regione Veneto in collaborazione con Enea è quello per il rilancio dei patti di sintesi, perché pensiamo davvero che sia uno strumento all'interno di una visione strategica regionale che verrà assicurata quando verranno definite le politiche per l'energia attraverso lo strumento regionale, una delle questioni maggiormente importanti per affrontare in maniera seria la questione della transizione. Grazie. Grazie mille per questo intervento e per aver rispettato i tempi nonostante tante slide. Allora passo adesso la parola a Paolo Giandon, sempre di Regione Veneto, e direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, con competenze in materia di clima, con un lungo periodo di esperienza anche nell'Agenzia regionale di protezione ambientale del Veneto. Prego. Sì, grazie. Brevemente, insomma, io vi porto l'esperienza su quanto stiamo facendo per implementare, per predisporre una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, no? Partendo dal mandato che ci è stato dato dal Consiglio regionale nel documento Economia e Finanza 2022-24, dove esplicitamente la Regione si è data l'obiettivo di approvare una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici
diciamo in recepimento, se così vogliamo dire, no, della strategia europea e di quella nazionale. Non tutte le regioni lo hanno fatto. La nostra regione evidentemente ha valutato che questo era un obiettivo importante da darsi, quindi con una delibera di giunta poi in via esecutiva nel mese di giugno 2022 si è partiti, e quindi dando un po' il compito alla mia direzione che si occupa appunto di ambiente e transizione ecologica, di coordinare un po' le attività. Abbiamo attivato una collaborazione con ARPAV, che abbiamo coinvolto anche alcuni istituti universitari, con l'obiettivo appunto di creare uno strumento che sia innanzitutto uno strumento che costituisca un quadro anche per tutte le comunità locali, no? Oggi abbiamo parlato di patto dei sindaci e delle attività e delle iniziative che i comuni in particolare o le aggregazioni dei comuni assumono per rispondere a questi obiettivi di transizione verde. Avere a livello regionale un quadro omogeneo aiuta, credo, molto a agevolare questo percorso, e quindi un po' l'obiettivo della strategia è questo. Non credo, almeno in questa fase, che si voglia arrivare ad un piano, no? Come a livello nazionale si sta parlando di un piano, altre regioni hanno fatto un piano per l'adattamento ai cambiamenti climatici, perché avere un altro piano ancora, per tutto quello che è stato detto, risulta un appesantimento. Abbiamo già tanti piani e facciamo tante volte fatica a riuscire ad applicare tutte le misure e le azioni che i piani prevedono per limitatezza di risorse, per difficoltà gestionali. La strategia è uno strumento più appropriato perché avrebbe l'obiettivo di obbligare, diciamo così, tutte le strutture che hanno competenza per i vari piani di settore a portare le misure necessarie all'adattamento dentro i piani di settore, quindi dentro il piano dei trasporti, dentro il piano di risanamento dell'aria o di gestione dei rifiuti o il piano delle opere di difesa idraulica e così via, perché è dentro là che vanno diciamo, attivate le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Che cosa stiamo facendo diciamo, in questa fase? No? Ormai è un anno quasi che abbiamo attivato, naturalmente ci vuole un po' di tempo per comprendersi e focalizzare bene l'attenzione sulle azioni che sono da portare avanti. Una prima gruppo di attività è quello della mappatura dei piani, no? Prima la Luise ha accennato all'importante progetto Veneto Adapt, che ha appunto ha gettato le basi e ha creato dei riferimenti anche documentali comuni per i comuni, delle amministrazioni comunali che volessero avviare il piano dei sindaci, no? O comunque adeguarlo e uniformarlo a direttive e indicazioni comuni, proprio prendendo spunto da quell'impostazione, no? Vi ha accennato al fatto che una delle prime azioni è stata andare a vedere nei vari piani a livello comunale, e qua lo si sta facendo a livello regionale, quali sono le azioni che già i piani hanno al proprio interno, che hanno a che fare con l'adattamento ai cambiamenti climatici, perché sicuramente ce ne sono. Nello stesso piano, ad esempio, che riguarda lo sviluppo del sistema acquedottistico, ne prendo uno che è di competenza appunto della direzione ambiente, che riguarda le acque. Chiaramente dentro là deve farsi riferimento alla necessità di gestire le acque in maniera da favorirne, rafforzarne tutte le misure che contribuiscono al suo risparmio, alla sua gestione razionale, ad una gestione degli usi competitivi tale per cui, no, si possa garantirne la tutela della qualità nel tempo, no? Quindi una gestione sostenibile anche. E dentro ci sono varie misure che hanno a che fare con l'adattamento al cambiamento climatico, quindi
innanzitutto andiamo a evidenziare quello che c'è, perché poi nella fase successiva dovremo andare a dire che cosa va rafforzato, che cosa va inserito ex novo che adesso manca. E sicuramente un'altra seconda fase, no? Diciamo che i pilastri sono 4, no? Il primo quindi è questo della mappatura dei piani che ha lo scopo che vi dicevo, il secondo è quello della creazione di una base dati comune e su questo è importante il ruolo di ARPA che ha una base dati relativamente ai parametri climatici diciamo forte, no? che è storicamente consistente, che si sta anche poi affinando e rafforzando e che si sta spostando anche recentemente proprio grazie a diversi progetti europei in quali ARPA si è inserita, si sta rafforzando nella gestione, predisposizione e gestione degli scenari, perché per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per diciamo, tentare di definire degli obiettivi al 2030, al 2050, bisogna anche farsi un'idea di che cosa succederà nel nostro territorio al 2030-2050. Il secondo pilastro è questo. Poi ce ne sono altri due. Uno è la necessità di capire, conoscendo gli scenari, quali sono gli impatti che potremmo avere, quindi quali sono gli ambiti in cui l'intervento diventa prioritario, no? Il problema dell'adattamento ai cambiamenti climatici è molto trasversale e coinvolge diversi temi e ambiti che sono competenza degli enti ai vari livelli ed è necessario, avendo risorse limitate e dovendo decidere quali sono gli interventi prioritari da finanziare, c'è la necessità di individuare quali sono gli ambiti in cui gli impatti sono maggiori e le necessità, quindi sono maggiori i rischi, c'è necessità di una valutazione dei rischi, un dimensionamento degli impatti per stabilire quali sono appunto le priorità di intervento. E il quarto impatto è definire un modello di governance di tutto questo, che è diciamo quello che vi accennavo prima, cioè non facciamo un altro piano, non istituiamo una nuova struttura che si occupa di cambiamenti climatici, di clima e delle misure di adattamento, ma facciamo in modo che le azioni, le misure che andiamo a condividere e a definire come urgenti e necessarie vengano fatte proprie dalle strutture che sono competenti, che sono i soggetti che meglio di chiunque altro sono in grado di attivare quelle misure e quelle azioni. Quindi i risultati sono questi, in sintesi, non un nuovo piano ma indirizzi che vanno integrati nei piani di settore esistenti, una base di dati climatici comune per tutti i soggetti pubblici e privati che si danno questo stesso obiettivo, un modello comune di valutazione dei rischi e di definizione degli impatti dovuti ai cambiamenti climatici con particolare riferimento chiaramente al nostro territorio regionale. Quindi questi sono un po' una carrellata dei piani di settore, diciamo che ogni piano o 2 o 3 piani fanno riferimento per noi a delle strutture regionali che sono adesso tutte in fase di coinvolgimento perché tutte vanno consultate rispetto a questa problematica per sentire quali sono gli aspetti più critici e le azioni quindi che vanno messe in campo. E poi quindi questo è un po' la necessità di coinvolgere quantomeno tutte le strutture che sono competenti per questi temi ed è diciamo non sono tutte perché chiaramente ci sono anche altri aspetti che magari potremmo considerare minori o secondari che farebbero sì che renderebbero necessario il coinvolgimento di altri, ma intanto abbiamo iniziato insomma già almeno una parte di questi a contattarli e ad attivare un confronto, ma ci sarà poi la necessità sicuramente in una fase subito dopo a quella del confronto e del lavoro fatto all'interno delle strutture regionali di confronto con tutti quei soggetti che a partire dalle amministrazioni comunali, dalle loro aggregazioni, da chi quindi si è già cimentato con il piano, il PAES o il PAESC, quindi con piani di adattamento anche ai cambiamenti climatici per far sì che questo lavoro che è stato fatto a livello regionale abbia poi una ricaduta anche a livello locale.
L'ultima cosa che volevo dire è che si è parlato di, adesso non l'ho messo nelle diapositive, ma si è parlato di FESR 21-27 e volevo così fare un inciso su quello che si sta facendo per l'avvio di questo periodo, no? Siamo anche un po' in ritardo, ma diciamo, il primo filone di bandi e di attività che è stato attivato è quello proprio indirizzato, che ha come target le cosiddette aree urbane. Sono state individuate nel Veneto 11 aree urbane, sono 7 capoluoghi di provincia con un gruppo di comuni che sono dell'Interland, no, del capoluogo, più altre 4 aree, diciamo, significative come popolazione. Dentro ci sono anche risorse disponibili per interventi di infrastrutturazione verde, quindi diciamo che vanno nella direzione dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Ci sono anche altri interventi legati alla mobilità piuttosto che alla digitalizzazione e ad altri aspetti. Ecco, quello che risulta evidente è una difficoltà, no, di queste aggregazioni a lavorare insieme, a diciamo, definire delle azioni e delle modalità di intervento che non siano la sommatoria delle esigenze dei singoli, ma che siano, diciamo, una comune visione del territorio che quindi porta poi ad azioni che sono di carattere sovracomunale. Quindi da questo punto di vista anche quello che si sta cercando di fare con questo FESR è, devo dire, sfidante, perché stimola le amministrazioni comunali a lavorare insieme, a trovare obiettivi comuni e quindi anche a rendere più efficace la propria azione, avendo appunto come comune obiettivo quello dell'adattamento ai cambiamenti climatici e quello dello sviluppo sostenibile. Io vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera. Abbiamo un piccolo cambiamento di programma perché in effetti siamo arrivati un po' in ritardo e grazie alla disponibilità di Giovanni Vicentini del Comune di Padova passiamo la parola come conclusione al Presidente del Consiglio della Regione Veneto Roberto Ciambietti, che è membro titolare del Comitato delle Regioni a Bruxelles e ambasciatore italiano del Covenant of Mayor. Prego. Bene, grazie per l'invito e anche per la disponibilità, ma la giornata è un po' complessa e animata e ringrazio sia Alberti che Giandon per il lavoro che come Regione Veneto stiamo facendo per alimentare, promuovere e sostenere il patto dei sindaci. Un ringraziamento speciale ad Enea che negli ultimi tempi ha ripreso in mano con convinzione la promozione del patto dei sindaci e questo sinceramente è un bel segnale e quindi è quello che cerchiamo anche di fare. E quello che cercherò anche di fare io è di coinvolgere maggiormente l'ANCI per spingere la cosa anche nella divulgazione e nel appunto far sì che più comuni possibili, anche ripescando quelli che già avevano aderito, possano ritornare a interessarsi in maniera concreta del patto dei sindaci. Però permettetemi innanzitutto un pensiero preoccupato e di vicinanza alle popolazioni romagnole ed emiliane che sono state colpite nel volgere di pochi giorni da piogge devastanti, inondazioni che non trovano riscontro storico. E nel mentre esprimo questa mia personale solidarietà non posso non ribadire che l'origine di una parte di questi eventi meteorologici sta proprio nei cambiamenti climatici che si sommano ai cicli naturali del clima con l'impatto dell'antropizzazione e di modelli di sviluppo non più sostenibili. Il tema odierno in questo contesto è di drammatica attualità. Il patto dei sindaci è uno strumento prezioso a disposizione di paesi e città per fare quanto necessario per proteggere il territorio e i cittadini e rispondere alla domanda crescente di un ambiente sicuro, salubre e sostenibile, per fronteggiare eventi che un tempo avremmo catalogato sotto la definizione di imprevedibili emergenze e che oggi purtroppo
assumono una valenza di quotidianità che è preoccupante. La pianificazione ambientale, energetica e della mobilità diventano assai fondanti delle politiche regionali e locali di lotta ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica e non possono che essere alimentate dalle progettualità locali. Quello che diceva Giandone adesso penso fosse un chiaro esempio di quello che si può fare. D'altra parte le progettualità locali hanno bisogno di un quadro regionale coerente di riferimento nell'ambito del quale inserirsi. Questo sistema città-regioni può diventare strategico nella pianificazione nazionale, che tuttavia non può pensare di imporre dall'alto metodologie generali che non sempre corrispondono alle effettive esigenze e necessità delle realtà locali. È evidente che le necessità dell'area padana differiscono e non poco da quella di altre regioni in materia ambientale o per la decarbonizzazione o di sviluppo locale sostenibile. Da questo punto di vista il PNRR, ad esempio, è stata un'occasione mancata assolutamente, perché come ho detto più volte esso non è un piano nazionale, bensì un piano statale con tutti i limiti e difetti di uno Stato, un piano che non è stato pensato per dotare di infrastrutture e servizi aree vaste di dimensione regionale o interregionale, e il mancato coinvolgimento iniziale delle regioni si è visto e lo si vede adesso specialmente quando molti di quei progetti non riescono a essere messi a terra. Pensiamo anche al piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, un piano molto complesso che spazia in più settori, dalle aree marine alla montagna, dal turismo all'agricoltura, dal dissesto idrogeologico alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità, dalla gestione delle risorse idriche a quella del patrimonio culturale, non trascurando poi segmenti fondamentali come trasporti, energia, salute. Gli amici della Basilicata o della Sicilia devono fronteggiare emergenze diverse da quelle del Veneto o più generale da quelle del bacino padano, dove non solo per citare un dato, i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono lontani dai limiti normativi previsti per il 2030 e anche con alcune modifiche in corso in questo momento sembrano assolutamente irraggiungibili. Ecco perché strategie di adattamento regionali sono importanti, in coerenza col piano nazionale, a fare da cornice e se possono fornire indicazioni chiare per lo sviluppo e la messa a terra di piani di azione locale. La transizione è dunque una necessità, la tutela della salute e la qualità della vita, la sicurezza dei cittadini o delle imprese serve. Prevenire costa, ma costa sempre meno che dall'intervenire a posteriori nel riparare o nel porre rimedio ai danni. I sindaci dei nostri territori sono in prima linea, in trincea per usare un termine e un'immagine forte che restituisce comunque la drammaticità appunto dello scenario. Lo vediamo oggi in Romagna, lo abbiamo visto nel nostro Veneto, essi hanno dimostrato una sensibilità straordinaria sulle problematiche ambientali e noi dobbiamo continuare nella nostra strada incrementando azioni, attività e proposte che in concreto vengono realizzati operando di concerto con tutti gli attori socio-economici. Non possiamo immaginare la transizione ecologica senza coinvolgere nelle strategie il mondo del lavoro. Parlare di decarbonizzazione senza coinvolgere le imprese è un errore, perché questa è una battaglia che si deve fare assieme, perché ci sono anche rischi che dobbiamo ben tenere presenti. Carlo Mario Cipolla ci ha spiegato come il declino economico può essere improvviso e frutto di scelte sbagliate, che nel volgere di pochi anni possono travolgere l'intera società. La transizione non si fa attraverso diktat o sull'onda dell'emotività, perché se è vero che è sacrosanto che non possiamo morire avvelenati o annegati, ma non dobbiamo nemmeno, scusatemi se uso un'espressione forte, morire di fame, cioè mettere in crisi il settore industriale o quello agricolo imponendo vincoli insostenibili. C'è dunque la necessità di intraprendere un percorso condiviso a più livelli di governance che dalle istituzioni europee venga poi declinato a livello locale. La transizione pretende un governo, norme chiare, un certo rigore, ma soprattutto condivisione, informazione corretta, una riorganizzazione della vita delle nostre città e il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini. L'economia circolare è un esempio, è una risposta molto interessante e praticabile perché non solo apre a nuove opportunità produttive, risolvendo una serie di problemi, ma responsabilizza il cittadino consumatore
E qui vorrei ricordare che assieme abbiamo fatto un grande percorso negli ultimi decenni anche nel campo della tutela ambientale, raccolta e smaltimento rifiuti, lotta all'inquinamento con risultati evidenti. Pensiamo a cos'era Marghera una cinquantina d'anni fa e per parlare di un caso limite pensiamo poi appunto anche alle risposte tempestive date dall'alluvione nel 2010 del Veneto, quando nel volgere di pochi anni il Presidente Zaia ha dato avvio a opere e infrastrutture che attendevano la realizzazione dal 1966. Oppure porto un esempio che posso dire anche che mi ha visto abbastanza, diciamo così, propulsore. Il Veneto nel 2009 si è dotato di una legge contro l'inquinamento luminoso ma per il risparmio energetico e nel giro di pochi anni abbiamo abbassato la bolletta dei comuni del Veneto di milioni di euro dati Enel, con un'iniziativa che appunto mi ha visto come primo firmatario e che fu per quel tempo innovativa a livello nazionale. Assieme possiamo raggiungere traguardi inattesi e inaspettati. Assieme all'economia circolare, di cui da anni sono un sostenitore e promotore concreto, è una risposta essa a un modello di sviluppo, verso un modello di sviluppo ecosostenibile ed ecocompatibile, capace di rispondere alle esigenze di tutela dell'ambiente, in grado di offrire opportunità e strumenti per contrastare il disagio sociale e la povertà. Affinché possa dare garanzie di stabilità nei prossimi anni, il processo di transizione non può prescindere da iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici e dalla riduzione e dalla... Hanno tolto la corrente? Mi sentite? Sì, dai. Gelato? Funziona. Dicevo appunto che la trasformazione delle pratiche culturali devono muovere proprio dai territori, con i sindaci a svolgere il ruolo fondamentale di frontman nei confronti della cittadinanza. Economia circolare e consumo critico stanno diventando elementi quotidiani di una cultura che ha saputo individuare, criticare e offrire alternative alle contraddizioni insostenibili di uno sviluppo economico sostanzialmente basato sullo spreco e lo sfruttamento. Proprio venerdì pomeriggio sarò coinvolto dalle associazioni industriali del Centro Veneto che faranno giornate sulla sostenibilità e che vedono imprese performanti a livello mondiale, eccellenza a livello mondiale che abbiamo in Veneto, che hanno scelto veramente stili e modelli produttivi di economia circolare che possono fare scuola e che stanno aggregando e facendo effetto domino anche in molte altre realtà produttive del nostro territorio. La valorizzazione che oggi chiamiamo scarto, l'estensione del ciclo di vita del prodotto, l'economia della condivisione delle risorse o, come si usa oggi dire, della sharing economy, l'uso di energia da fonti rinnovabili, il recupero di materie prime dal riciclo possono innescare un ciclo virtuoso di produzione e consumo responsabile, in grado di dare una risposta al pericolo reale di un dissesto e squilibrio ecologico irriversibile, a cui l'umanità sta andando incontro senza appunto essere riuscita a sconfiggere la povertà. La radicalità della conversione dei soggetti verso l'economia circolare è tale che richiede una trasformazione fondamentale nel modo in cui operano, ma significa anche rivedere la nozione stessa di creazione del valore, come spiega la Ellen MacArthur Foundation, e questo ci dice che la vera battaglia per la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile è una battaglia culturale, come ammoniva Pierpaolo Pasolini. La lotta più dura è quella che si svolge nell'intimo delle coscienze, nelle strutture più delicate dei sentimenti. E questa è una battaglia che dobbiamo fare assieme, una battaglia che vede i sindaci e i territori come sempre in prima linea e in trincea. Ecco l'importanza di un coordinamento territoriale per dare continuità e supporto ai comuni e far sì che il loro impegno si possa concretizzare in iniziative non utopistiche né a lungo termine, ma concrete e dispiegabili oggi. Molti comuni, molte amministrazioni già fanno tanto, queste cose devono essere rese misurabili coi piani che appunto prima sia Alberti che Giandon vi hanno illustrato. Per questo vi dico che cambiare si può e si deve. Il patto dei sindaci non demorde, anzi rilancia la sua sfida a difesa dell'ambiente,
degli equilibri tra natura e l'uomo, affiancando il mondo del lavoro produttivo, l'imprenditoria, le istituzioni nazionali e internazionali che nei prossimi mesi e anni sono chiamate con noi a dare concretezza e speranze all'intera Europa. Quindi io mi auguro e spero che giornate come quella di oggi possano essere utili anche per motivare magari chi aveva aderito al patto dei sindaci qualche tempo fa e poi magari l'ha un po' lasciato perdere, a sensibilizzare e a dare corpo a tante iniziative che vedono i nostri comuni ma anche i nostri cittadini sensibili al tema. E basta, ripeto, anche un po' di messaggio da far passare dalle istituzioni, e noi come Regione Veneto, l'abbiamo dimostrato, ci crediamo, per convincere magari qualche cittadino che può essere ancora dubbioso, qualche impresa che magari a cui basta poco per innescare cicli di produzione molto più sostenibili rispetto al passato. Grazie ancora per l'attenzione, grazie per il lavoro fatto e ringrazio veramente Enea per l'impegno che è stato rilanciato in maniera importante nell'ultimo periodo. Grazie. Quest'ultimo intervento e darei la parola a Giovanni Vigentini della pianificazione del territorio, istruttore del direttivo tecnico presso il settore ambiente e territorio del Comune di Padova. Si occupa di gestione e implementazione di progetti comunitari sui temi della sostenibilità energetica e la resilienza climatica ed è referente per il PAESH, per il Climate City Contract per il Comune di Padova. Prego. Sì, grazie mille. Allora io cambio un pochettino il mio piano iniziale, non farò la presentazione proprio per intero, dato che sono già le 6. Cerco di fare delle pre-conclusioni, poi lascerò ovviamente la parola finale a Federici per le conclusioni. E le mie conclusioni si basano su quello che è un po' emerso oggi. Quindi il primo concetto è quello della strategia e della tattica, no? È venuto fuori tantissimo, quindi è importante avere strategie e tattiche insieme. Probabilmente il patto dei sindaci ha avuto questo grande pregio. I comuni prima avevano o la strategia o la tattica, quindi i progetti disgiunti, quindi se c'è strategia senza tattica non si concretizza nulla, se ci sono i progetti senza una strategia, ci sono progetti che iniziano e finiscono ma senza generare un impatto. Mettere insieme strategia e tattica è quello che ha fatto il patto dei sindaci, quindi dare un obiettivo di lungo periodo e poi individuare delle azioni che consentono di raggiungerlo ovviamente con azioni di breve, di medio e di lungo periodo. Questa cosa è interessante, soprattutto se viene applicata un po' alla neutralità climatica, che è la sfida che adesso Padova si è intestata. È un esercizio di stile, no? Quello di capire come arrivare alla neutralità climatica, come azzerare completamente le emissioni nette del territorio. Ovviamente quindi questo è l'obiettivo più in là possibile che un comune si può porre, no? Quindi nel tempo abbiamo visto il patto di sindaci dava meno 20%, adesso meno 55%, con la neutralità climatica ci diamo l'obiettivo il più in là possibile, no? Il più difficile da raggiungere. Quello che stiamo facendo noi è molto sulla strategia adesso e poi lavoreremo sulla tattica e capire quanto in là dobbiamo spingerci con le varie misure nei vari comparti per raggiungere la neutralità climatica. Giusto per darvi qualche numero che magari rende interessante questa mia affermazione è che per esempio di investimenti, abbiamo fatto una prima stima, dovremmo mettere in campo 10-15 miliardi di euro più o meno, no? Che sono una cifra molto molto importante se pensiamo a quello che è una finanziaria a livello nazionale. D'altra parte però, se pensate alla bolletta energetica del nostro territorio, pesa per 1 miliardo di euro solo il Comune di Padova, ovviamente non solo il Comune inteso come ente, ma come territorio. Quindi insomma, stiamo parlando di numeri molto grandi, quindi è potenzialmente raggiungibile. Quanto bisognerebbe fare? Bisognerebbe per esempio nel comparto dell'edilizia residenziale mantenere il trend che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni con il superbonus, da qui al 2030. Come fare? Perché il superbonus ovviamente aveva dato una spinta molto forte, l'assenza di un meccanismo così premiante nei prossimi anni ci consentirà di mantenere quel tasso negli anni a venire. Ecco, lì deve entrare poi la tattica, quindi dei progetti da confezionare che ci consentono di mantenere quel tasso nel tempo. Se pensiamo alla mobilità, abbiamo fatto delle stime, dobbiamo raggiungere entro il 2030 il 30% di mobilità elettrica, siamo più o meno all'1-2% adesso di veicoli matricolati elettrici nel territorio comunale. Come fare? Quindi la strategia è capire che dobbiamo arrivare fino a là per raggiungere la neutralità climatica, ovviamente farlo al 2050 sarebbe stato più facile, forse anche più sensato, però abbiamo avuto il coraggio, devo dire la verità, di anticiparlo, quindi provare anche a essere tra i pionieri e anche ottenere dei finanziamenti dicendoci in modo chiaro, quindi tra le città che possono provare a fare delle sperimentazioni in più rispetto ad altre. Comunque arrivare al 30% è una sfida importante, anche perché si porta dietro tutto il tema delle reti di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni. Quindi questo è il primo ragionamento su strategia e tattica. È un plauso al patto dei sindaci perché le ha congiunte.
Il secondo ragionamento è sulla complessità di questa pianificazione. La pianificazione del PAES, che in generale la pianificazione è molto complessa perché ci sono tantissimi soggetti che vanno a presidiare parti, no, di questa complessità. Alcuni sono dentro il comune e c'è una complessità dentro il comune stesso, quindi come vedete qui noi abbiamo creato un gruppo di coordinamento, ma parliamo di 17 dipartimenti che vengono coinvolti all'interno di questo gruppo intersettoriale. Non è facile individuare già un referente per ogni settore competente in materia e in grado e disponibile a dialogare con gli altri verso l'obiettivo comune. Se pensiamo che poi abbiamo tanti altri stakeholder nel territorio, ciascuno che presidia una parte della questione dell'adattamento, della questione della mitigazione, metterli tutti intorno allo stesso tavolo e ragionare con obiettivi comuni, già individuare gli obiettivi comuni tra l'altro è difficile, è la parte più complessa, quindi probabilmente la complessità non è tecnologica, non è neanche negli schemi di finanziamento, è nel riuscire a far dialogare questi soggetti. E devo dire la verità, secondo me, è anche trovare gli elementi, diciamo, di sovrapposizione tra questi soggetti, perché molto spesso questi soggetti fanno molte cose, molto spesso gli altri non ne vengono a sapere di queste cose e molto spesso se si trovassero le sovrapposizioni si creerebbero veramente degli effetti moltiplicatori notevolissimi e questo probabilmente è quello su cui dobbiamo lavorare. Chiudo con le ultime due cose, quindi penso di essere stato abbastanza nei tempi. Vi faccio vedere un esempio di un progetto di adattamento e di mitigazione che stiamo implementando a Padova, quindi scendiamo nella sfera della tattica, in questo caso, vado veloce, avevo fatto troppe slide oggettivamente, questo è un esempio di azione di adattamento, no? Si è parlato molto di adattamento, abbiamo parlato molto degli impatti che si stanno generando con gli eventi climatici estremi, questa è una zona di Padova, la vedete a sinistra era un parcheggio, rimarrà parcheggio fondamentalmente, quindi non andiamo a cambiare destinazione d'uso ma lo andiamo a riprogettare completamente grazie al Ministero che ha messo a disposizione dei fondi un paio d'anni fa e quindi lo andiamo a ridisegnare completamente, diventerà totalmente resiliente quest'area di circa 6.000 metri quadri, quindi verranno fatte le piantumazioni, stoccaggio dell'acqua piovana, l'acqua piovana verrà riutilizzata anche per irrigare, quindi un sistema complesso. Costa circa 100 euro a metro quadrato tutto questo insieme di elementi, ma compresa anche la progettazione. Inizio a fare delle stime, anche qui l'obiettivo non è andare a riqualificare solo un piccolo pezzo del territorio, questo deve essere scalato su tutta la città o perlomeno sulle parti della città che risentono degli impatti o che risentiranno di impatti. Quindi abbiamo fatto prime stime, se andiamo ad estendere questo modello alla parte dell'area industriale di Padova che può risentire di questi impatti, dobbiamo spendere 100 milioni di euro, ma la domanda è, ovviamente è un costo per noi, per l'amministrazione, dobbiamo trovare delle risorse, ma quanti soldi andremo a risparmiare grazie ai costi evitati? No? È una domanda che si ricollega probabilmente a uno degli interventi iniziali, quindi questa cosa va quantificata. No? Quando facciamo interventi di adattamento che sono dei costi fondamentalmente, quali sono i costi che però evitiamo nel futuro? E quindi qual è il bilanciamento? Vale la pena farlo? Vale la pena replicarlo? Secondo me sì, però bisognerebbe iniziare ad avere dei numeri anche su questo tema. Ultimo, azione di mitigazione, qui di fatto i numeri ci vengono a supporto, quando parliamo di energia, parliamo di qualcosa che se investiamo oggi, poi domani abbiamo già un ritorno, perché fondamentalmente si risparmia, quindi nel tempo dovremmo rientrare dall'investimento, quindi perché ancora facciamo fatica a intervenire sull'efficienza energetica? Forse per il tema iniziale, manca consapevolezza, manca formazione, ma di fatto le soluzioni ci sono. In questo caso specifico abbiamo provato a sperimentare un crowdfunding, quindi uno dei schemi finanziari che sono stati citati prima, per l'installazione di un impianto fotovoltaico su un punto vendita di un supermercato nella zona padovana. Ha avuto successo, ma è molto piccolo come progetto, ma anche in questo caso bisogna scalarlo, quindi bisogna replicarlo n volte. Ha avuto successo perché di fatto abbiamo messo insieme 3 soggetti diversi, ciascuno è diventato vincitore. Il primo è il cliente del supermercato, che investe attraverso crowdfunding nella riqualificazione del punto vendita. Che cosa ne ottiene? Ottiene un ritorno dell'investimento, perché c'è stato ovviamente un rendimento finanziario a un anno, tra l'altro, rientrava dell'investimento dopo un anno con un certo tasso di interesse, che vedete anche lì. Ma ottiene anche altre cose perché il supermercato dall'altra parte, non dovendo investire, può mettere a disposizione dei premi, in questo caso quindi erano stati dati degli sconti, dei bonus da spendere nel supermercato, ma ottiene anche una terza, diciamo, fattore positivo perché il supermercato, appunto, essendo sgravato dall'investimento, che tra l'altro poteva coprirsi da solo, perché i supermercati non sono sicuramente soggetti a cui mancano le risorse finanziarie, ma la logica era creare delle relazioni, quindi il supermercato, quindi essendo sgravato dall'investimento, interviene anche per offrire servizi sul territorio, quindi il cliente di fatto ottiene un guadagno, ma ottiene anche servizi sul territorio e il supermercato ottiene un intervento fatto a costo zero, ma ha la capacità e la possibilità di creare delle relazioni con i propri clienti, quindi fidelizzare nuovi clienti e dare una sorta di immagine, anche qui, di un'immagine positiva di quello che sta facendo e quindi creare anche lui a sua volta un impatto
sull'incremento delle fonti rinnovabili o interventi di miglioramento appunto dell'efficienza energetica e punto vendita. Vedete che per esempio la campagna di crowdfunding che noi abbiamo appunto lanciato con una piattaforma che si chiama Ener2Crowd, che probabilmente molti conoscono, ha esaurito di fatto la richiesta di fondi in 15 giorni, quindi c'è stata una grandissima domanda e questo schema ha avuto un tale successo che adesso vorremmo replicarlo in molti altri punti vendita. Adesso un altro sta già partendo a Pordenone, ma si spera che questo modello possa essere replicato non solo tra l'altro nei supermercati ma anche in altri ambiti sempre del settore terziario tendenzialmente. Basta, con questo mi taccio e ecco qui il mio contatto nel caso insomma foste interessati ad approfondire alcuni di questi argomenti. Grazie. Di questa giornata volevo invitare i partecipanti a fare un sondaggio. Se mi potete mettere la slide del QR code, perfetto, se lo inquadrate è un sondaggio molto breve, lo scopo è quello di capire l'interesse sui temi degli interventi, cioè valutare i contenuti che sono stati illustrati, proporle degli nuovi e dare anche altri suggerimenti, implementazioni. Nella parte finale c'è la possibilità di mettere una mail, non è obbligatoria, a noi serve proprio un questionario in maniera anonima e invitiamo anche chi è collegato online a inquadrarlo e sono veramente pochissime domande, penso 6-7. E adesso passerei alle conclusioni a questo punto. Il dottor Federici è responsabile del Dipartimento Efficienza Energetica della Divisione Servizi Integrati per lo Sviluppo Territoriale. Prego. Sì, grazie. E più che delle conclusioni, che altro una riflessione che vorrei condividere con voi, anche un invito. Anzi, comincio dall'invito al prossimo evento che organizzeremo in autunno nell'ambito di questo nostro lavoro a fianco dell'Ufficio del Patto dei Sindaci di Bruxelles. E la riflessione è diciamo su come anche nel prossimo evento in autunno mettere a sistema anche tutta questa mole di informazioni e di spunti emerse oggi anche nella sessione di stamattina con i colleghi in cui abbiamo presentato la nostra piattaforma dedicata al patto dei sindaci. È emerso chiaramente una serie di barriere e di necessità da parte di vari livelli di comuni o anche diciamo più a livello di governance più elevato di mappatura, di monitoraggio da parte della regione. Il filo comune, ecco la riflessione che facevo su quello che può essere il nostro ruolo come agenzia, ruolo come coordinatori territoriali nazionali del patto dei sindaci, per supportare in maniera efficace le varie esigenze e anzi mettere a sistema e condividere quelle che sono le istanze provenienti dal territorio. In qualche modo dai vari interventi è emersa la necessità di, come dire, andare a semplificare la complessità che emerge su vari fronti. La complessità prima chiaramente quella delle necessità di formazione, di competenze, di carenza di risorse non tanto economiche quanto proprio di personale che soprattutto in piccoli comuni può riuscire ad elaborare un piano e soprattutto poi nella fase successiva andarlo a monitorare ed eventualmente cogliere cosa c'è eventualmente da modificare. E soprattutto poi, ecco, lo ricordavano più volte i colleghi, nell'andare a come dire, integrare cosa c'è già a disposizione direttamente o indirettamente legato al tema dell'energia, dell'efficienza energetica, come può essere il turismo o il fondo sociale agendo in via indiretta su quello, ad esempio sul fenomeno della povertà energetica, con appunto soluzioni che possono essere in qualche modo, non dico pronte all'uso perché ovviamente poi la replicazione in un altro contesto non è immediata, però ecco abbiamo visto adesso nelle ultime slide col Comune di Padova ad esempio alcune iniziative che sono di successo e allora noi dobbiamo andare a capire insieme quali sono i fattori di questo successo e quali poi possono essere le basi per essere replicate con altrettanto successo in un altro contesto. Quindi con questo, come dire, nostro
compito, diciamo i compiti a casa in prospettiva per l'autunno. Vi ringrazio tutti, i relatori e anche chi ci ha seguito anche online per la pazienza, visto che abbiamo un po' sforato con i tempi, ma ecco, grazie a tutti e ci rivediamo in autunno. Grazie ancora. E da parte mia e buona serata a tutti.